direi che a questo punto possiamo iniziare il Consiglio Comunale di questo 30 aprile 2015. Invito i consiglieri a prendere posto. Prima di cominciare devo far notare che al punto numero 2 all'ordine del giorno, e precisamente la gestione associata dei servizi sociali con il Comune di Tarzo, è prevista la partecipazione del sindaco di Tarzo. Il sindaco Tonon era presente al Consiglio Comunale di Tarzo che si sta svolgendo e dovrebbe essere appena finito. In ogni caso, siccome desideriamo ricambiare e invitare a partecipare alla seduta anche il sindaco di Tarzo, se per caso non fosse arrivato alla fine del punto 1 le comunicazioni del sindaco, nella conferenza di capigruppo avremo deciso di anticipare il punto 4 e far scalare il punto 2 finché appunto non arrivi il sindaco Boff, il sindaco di Tarzo. Allora do subito la parola al segretario, dottor Vittorino Spessotto, per l'appello. Buonasera. Botteon Adriano, Carnelos Graziano, Costa Giuseppe, Da Reggian Antonio, non ancora visto. Sì, c'è. C'è? Sì, c'è. Ah, è. Beh, ma quando entra in questo momento non è. Darcier Caterina, De Bastiani Alessandro, De Valier Fabio, Dus Marco, assente giustificato, Fasan Bruno, Fiorin Fiorenza, Maset Giuseppe, Posocco Gianluca, Sant'Antonio Paolo, Saracino Matteo, Sonego Elisa, Tocchet Silvano, Presente. Tonon Roberto. Bene. 2 assenti, quindi la seduta. Scusatore. Sì, per adesso siamo in 15, quindi 2 assenti. La nomina degli scrutatori, alzino la mano i 3 che si offrono: Caterina Darcier, Posocco e Fabio De Valier. De Valier, Posocco e Darcier. Ecco, a questo punto comunico che sono arrivate 3 domande di attualità. Il regolamento concede 10 minuti per le domande di attualità e non più di 5 minuti per illustrarle. Io pregherei i consiglieri di essere succinti e quindi la prima domanda di attualità, protocollo 13265, è del consigliere Carnelos, che prego di illustrarla. Sono brevissimo per non tediare i colleghi, lo leggo. In data successiva alla data di In data successiva alla data di convocazione del Consiglio Comunale, e precisamente il 24 aprile 2015, è apparsa sulla stampa la notizia che l'amministrazione comunale ha recepito i suggerimenti emersi in sede di dibattito consiliare e con sensibilità istituzionale ed umana ha avviato l'iter per poter impiegare migranti presenti in città in lavori socialmente utili. Rilevante l'importanza di tale iniziativa, si chiede con la presente domanda d'attualità di conoscere gli sviluppi di siffatta lodevole e meritoria iniziativa. Grazie. La parola consigliere assessore Barbara Denardi. Prego. Buonasera a tutti intanto. Egregio consigliere Carnelos, in relazione alla sua richiesta si informa il Consiglio Comunale che in data 23 aprile ultimo scorso si è tenuto un incontro organizzato e richiesto dal Comune di Vittorio Veneto alla presenza delle rappresentanze sindacali locali, di alcune realtà associative e di volontariato cittadine, del CEIS, della cooperativa Integra, nel quale si è esaminata la bozza di convenzione redatta dal Comune di Vittorio Veneto. Scopo della predetta convenzione è di permettere lo svolgimento di attività di volontariato con la finalità della pubblica utilità da parte dei migranti ospiti del centro gestito in Serravalle dalla cooperativa Integra, sia a favore del Comune sia di associazioni locali.
Posta la sostanziale convergenza delle parti presenti sul testo proposto, in questi giorni gli uffici comunali stanno provvedendo alla correzione dello stesso secondo le indicazioni emerse in seno all'incontro, onde permettere alle organizzazioni sindacali di sottoporre il testo così rivisto alla direzione territoriale del lavoro, per l'eventuale adesione anche di questo ente alla Convenzione, in vista del prossimo incontro calendarizzato per la metà del mese di maggio. Le attività di volontariato saranno necessariamente individuate di concerto tra le parti e in accordo con le disponibilità espresse dai migranti, ma comprenderanno giocoforza attività semplici e che non necessitano dell'uso di attrezzature e macchinari complessi. Ogni attività verrà svolta con la presenza di un supervisore, un mediatore, viste anche le difficoltà linguistiche di alcuni dei migranti che in taluni casi non parlano né italiano né inglese. Le attività verranno svolte nell'ambito di singoli progetti, sull'esito dei quali verrà stesa apposita relazione che sarà trasmessa al Comune. La cooperativa Integra e il CEIS hanno espresso la loro disponibilità a farsi carico degli oneri assicurativi necessari, mentre le realtà associative e di volontariato presenti hanno dimostrato l'intenzione di coinvolgere i migranti in percorsi non solo di volontariato, ma anche di conoscenza della realtà e della cultura della città che li ospita. La Convenzione prevederà la possibilità di adesione anche successiva da parte di altre realtà associative di volontariato al momento non intervenute. Grazie. Seconda domanda di attualità, consigliere Carnelos, a lei la parola. Ringrazio ovviamente per la risposta puntuale e precisa e passo all'illustrazione della seconda domanda di attualità. Prego. Ieri e l'altro ieri sui social network e precisamente su Facebook alcuni cittadini hanno sollecitato ad organizzare qualche iniziativa concreta per trovare una possibile soluzione alla spinosa ed ingarbugliata situazione di Piazza Meschio, che è diventata una telenovela cavalcata da improvvisati ed incauti capopopolo con particolare e pericolose, dannose ed illeciti futuribili iniziative. Ciò premesso, in vista dell'imminente Consiglio Comunale, con la presente domanda di attualità, lo scrivente desidera conoscere se vi siano recenti nuove informazioni dopo l'infruttuosa scadenza del termine contrattuale previsto dal contratto per adempiere agli obblighi contrattualmente assunti dalla ditta esecutrice dei lavori. Grazie. Risponde il sindaco Roberto Tonon, prego. Grazie. Come lei ha giustamente evidenziato, lo scorso 8 aprile sono decorsi i termini entro i quali la ditta Edelvie avrebbe potuto dare corso ai lavori per la sistemazione superficiale di Piazza Meschio, in attuazione a quanto previsto dal PIRUEA approvato nel 2007. Lo scorso anno, infatti, la passata amministrazione aveva rilasciato un permesso di costruire per realizzare perlomeno il primo stralcio di lavori e quindi non la piazza prevista nel PIRUEA, ma una sistemazione di minima realizzata con materiali poveri, eccetto lo spazio antistante la chiesa da pavimentare con pietre di Cugnan. La ditta Edelvie, purtroppo, però neanche questo ha voluto fare. Nel corso di questi mesi è anche emerso dal collaudatore che il materiale di riempimento usato per riportare in quota la piazza in seguito alla realizzazione dei 2 piani di parcheggi interrati non è idoneo per garantire la carrabilità della piazza, presupposto dell'approvazione del PIRUEA da parte del Consiglio Comunale nel 2007 ed espressamente richiamato dall'articolo 5 della Convenzione stipulata tra Comune ed Edelvie nel 2008 per l'attuazione del PIRUEA. Lei chiede quali siano le recenti informazioni. La ringrazio per questa sua attenzione e per la domanda che mi consente di informare il Consiglio Comunale e anche tutti i cittadini che stanno seguendo delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale la scorsa settimana con la deliberazione numero 71 che recita riacquisire la disponibilità della Piazza Meschio al fine di destinarla alla pubblica fruibilità, dando mandato al dirigente del servizio interessato di adottare tutti i necessari provvedimenti per dare esecuzione a tale indirizzo.
La decisione è quindi quella di rientrare in possesso della piazza che attualmente Edilvi occupa senza alcun titolo. L'impresa Edilvi purtroppo anche in quest'ultimo anno ha mantenuto un comportamento dilatorio e inconcludente che da un lato ha precluso la fruizione della piazza e dall'altro ha trasformato l'area in un cantiere abbandonato, sito degradato in un contesto urbano storico di notevole pregio. Oltre a ciò, il perdurante stato di abbandono della piazza ha anche creato disagi e disappunto nella collettività per l'impossibilità di accedere alla chiesa, di fruire del suo sagrato, per le difficoltà di trovare parcheggio, con notevole pregiudizio per la fruibilità delle attività economiche presenti in loco. Sono questi i motivi che hanno indotto l'amministrazione ad assumere la scelta di rientrare in possesso della piazza. Per chiudere, informo anche che, essendo intenzione del Comune procedere con l'escussione della polizza fideiussoria, che era stata stipulata nel 2008 a garanzia della corretta esecuzione delle opere previste dal Piruea, l'ufficio legale del Comune ha già incontrato i legali della compagnia assicuratrice. Grazie. Grazie Sindaco per la risposta esauriente. Grazie. Passiamo alla domanda di attualità del consigliere Matteo Saracino del 30 aprile, protocollo 13530. Prego. Buonasera a tutti. La mia domanda di attualità è un aggiornamento sulla situazione del traforo di Sant'Augusta ed apertura 27. Alla luce dei recenti articoli di giornale, Gazzettino e Tribuna del 25 aprile e il Fatto Quotidiano Online del 28 aprile, relativi all'ultimo esposto del comitato che si batte contro l'attuale progetto di traforo, all'attenzione dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, per chiedere chiarimenti in merito a tutta la procedura d'appalto alla base dei lavori attualmente in corso, al fine di verificare che i lavori siano rispettosi della normativa vigente in tema di gare d'appalto. A questo proposito si ricorda che l'ANAC è stato richiamato di recente all'interno dell'inchiesta trasmissione report di Rai 3 incentrata sull'ANAS e che ha portato alla dimissione del suo presidente Pietro Ciucci. Visti i richiami dei medesimi articoli ai precedenti esposti presso la Corte dei Conti di Venezia da parte sia del Comitato che di Lega Ambiente per chiedere una verifica per eventuali danni erariali da parte di ANAS a causa dello spropositato aumento dei costi del progetto definitivo a quello esecutivo da 49 milioni a 64 milioni di euro, una differenza di 15 milioni corrispondenti precisamente al ribasso d'asta del 31%, si ricorda che il progetto esecutivo è stato in parte annullato dalla sentenza del TAR del Veneto del giugno 2014, in base alla quale il progetto stesso non potrà essere realizzato relativamente ai terreni per i quali il giudice amministrativo ha sancito il divieto di reitero del vincolo finalizzato all'esproprio. Si ricorda altresì che sul rispetto di tale sentenza del TAR si basa il programma di mandato dell'attuale Giunta e l'accordo di programma che regola i rapporti tra i gruppi che l'assessore Alessandro Mognol rappresenta e l'attuale maggioranza e che ha permesso di portare i 1500 voti delle nostre liste ad essere fondamentali per la vittoria delle ultime elezioni comunali. Visto infine l'argomento dell'apertura dell'A27, oggetto degli stessi articoli sulla base del corrispondente comunicato stampa dell'amministrazione, nei quali vengono riportate le seguenti parole del sindaco, la società Autostrade non ha lasciato alcun spiraglio per una qualche forma di liberalizzazione del nostro tratto, a meno che il comune o altro soggetto non paghi l'intero mancato incasso. Noi chiediamo al sindaco se intende chiedere all'ANAS di fermare i lavori al fine di verificare la questione sopra esposte, come espresso anche nel programma di mandato, dove si dice massima trasparenza, rigore e legalità nella gestione dei bandi e degli appalti pubblici. Se intende, in seguito, al fine di decidere il futuro di tale progetto e per trovare una soluzione alternativa condivisa, convocare immediatamente un tavolo con gli enti interessati e di avviare con la cittadinanza una sorta di stati generali per Vittorio, grazie ai quali definire un percorso per fasi capace di garantire la salvaguardia di Serravalle e nel contempo di tutelare i difficili equilibri ambientali. È stato comunicato stampa congiunto a Mognol Tonon in vista del ballottaggio dell'8 giugno. Se intende sul tema autostrada, al fronte del fatto che chiaramente la società Autostrade non regala niente a nessuno, arrendersi sul possibile utilizzo dell'A27 come tangenziale per la città,
o invece attivarsi in maniera seria e concreta per cercare quel tavolo d'intesa tra Regione e Società Autostrade, come riportato nel programma di mandato e come da indicazione della competente commissione consiliare, anche valutando l'apertura in via sperimentale per un anno del tratto Vittorio Nord-Vittorio Sud, vista la stima di circa 60.000 euro emersa durante la discussione in commissione, e coinvolgendo i comuni limitrofi che gravitano sui nostri caselli o attraverso altre forme di compensazione. Grazie a tutti. La parola al Sindaco Ottono. Buonasera, consigliere D'Arè. Il programma di mandato riporta gli obiettivi che questa amministrazione intende perseguire. Trasparenza, rigore e legalità sono quindi valori che l'amministrazione intende tutelare con riferimento al proprio operato. Il Comune non può entrare nel merito, verificare e vigilare sulla trasparenza, il rigore e la legalità nella gestione dei bandi e degli appalti fatti da enti terzi. Non so se si è accorto, ma questa amministrazione ha agito in discontinuità rispetto al passato. Ha già convocato non solo gli interessati, ma anche i cittadini, al fine di trovare una soluzione condivisa. Nel merito della 27, con questa sua insinuazione, intende forse dire che il mio interessamento non sia stato serio e concreto? Nell'incontro che ho avuto con il direttore del 9° tronco di Autostrade per l'Italia è stato chiaramente detto che la totale liberalizzazione del tratto di autostrada compreso tra i caselli di Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud è impossibile. Sono possibili invece agevolazioni solo per particolari categorie di utenti identificabili esclusivamente con Telepass o via card prepagata. I costi conseguenti a queste eventuali agevolazioni sono a totale carico del soggetto proponente. Dette agevolazioni, ad una prima analisi, comporterebbero costi comunque ingenti a fronte di irrilevanti benefici generali. La ringrazio per la risposta. Bene, siamo stati anche nei tempi che ci eravamo prefissati e che sono poi stabiliti dal regolamento. Giunge notizia che il sindaco di Tarzo è in arrivo, quindi adesso passerò la parola al sindaco per le comunicazioni, ma l'ordine del giorno procederà secondo quanto stabilito. Punto numero 1, comunicazioni del sindaco. Prego. Sì, grazie. La comunicazione riguarda il servizio sperimentale festivo per la città di Vittorio Veneto, uno sul quale illustrerà, è già stato oggetto di conferenza stampa, sul quale sarà più dettagliato nella spiegazione il vice sindaco, l'assessore Turchetto, il quale ha partecipato oggi alla seduta relativa al bilancio della MOM. La seconda comunicazione riguarda invece la partecipazione della nostra città alla Borsa del Turismo sulla Grande Guerra, che si svolgerà a Gorizia nei giorni 22, 23 e 24, no 23, 22, 23 e 24, grazie, maggio a Gorizia, e che vedrà, ha già visto negli anni scorsi e quindi si ritiene anche quest'anno, partecipare non solo pubblico ma anche i buyer, cioè quelli che sono direttamente interessati ovviamente ad acquistare pacchetti turistici, visto che Vittorio Veneto riteniamo debba a pieno titolo, rientri a pieno titolo e debba con suo massimo sforzo proporsi quale meta per gli anni che vanno dal 15 al 18, relativi ovviamente alla ricorrenza del centenario della Grande Guerra. Per quanto riguarda invece il servizio urbano festivo sperimentale per la città di Vittorio Veneto, che partirà dopodomani, domenica 3 maggio, lascio la parola al vice sindaco. Grazie. Sì, grazie sindaco, buonasera a tutti. Allora, come è stato detto, appunto, da domenica 3 maggio prenderà avvio il servizio sperimentale
di trasporto pubblico urbano festivo per la nostra città. È un servizio che ritorna dopo alcuni anni di assenza, era stato infatti cancellato e appunto tornerà quindi il servizio festivo. L'obiettivo è quello di collegare tutta la città, di collegare tutti i quartieri della città tra loro e in particolare i quartieri della città al polo ospedaliero, dove ci sono dei servizi fondamentali, oltre all'ospedale anche la casa di riposo e l'hospice. Il servizio verrà svolto nei pomeriggi a partire dalle ore 14 fino alle ore 20 e per questo primo periodo, diciamo il periodo in cui sarà attivo il servizio sarà appunto dai mesi di maggio fino a tutto il mese di dicembre e si valuterà poi l'estensione per i successivi anni a seconda anche dell'utilizzo che verrà fatto da parte dei cittadini di questo servizio. Grazie. Bene. Passiamo quindi, direi di sì, consigliere, brevissima. Il servizio è tutto a carico di MOM, il Comune di Vittorio Veneto non paga una lira. Sono contento. €1, insomma. Sa perché il servizio di trasporto urbano mi sembra che il 30% viene coperto dal biglietto e qualcuno mette l'80%, il 70% che il comune, mi sembra, chiedo reminiscenze, mette 300.000 euro l'anno per il servizio di trasporto urbano, no? Quanto? 300.000 può essere? Di più? Di più? Sì. Addirittura. Allora, i soldi che mancheranno per fare questo servizio domenicale, chi li mette? Allora, io ringrazio di questa domanda invece il consigliere Fasan. No, lo ringrazio perché mi dà la possibilità anche di fare una risposta un po' più articolata. Siamo anche in attesa che arrivi il sindaco di Tarzo, Boff, e quindi possiamo dedicare forse un po' di tempo a questo argomento, che è un argomento tra l'altro particolarmente interessante. No, questo servizio domenicale è tutto a carico di MOM, quindi il Comune di Vittorio Veneto non contribuisce in questo senso. È un servizio particolare, diciamo, che hanno individuato loro e che sono riusciti a ricavare all'interno di quella che è la loro gestione del servizio di trasporto pubblico urbano. È vero che il Comune di Vittorio Veneto contribuisce con una cifra significativa, molto importante, anzi non significativa, molto importante per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano e che supera i 300.000 euro annui, ed è altrettanto vero che noi abbiamo un servizio di trasporto pubblico che possiamo definire una vera e propria eccellenza per la nostra città. Perché? Perché è per estensione della rete e per numero di passeggeri trasportati è il secondo servizio di trasporto pubblico urbano della provincia di Treviso dopo il comune capoluogo. Quindi abbiamo un servizio più esteso e che trasporta molti più passeggeri rispetto a quello che avviene nelle altre città anche un po' più grosse di Vittorio Veneto dal punto di vista della consistenza demografica. Ecco, quindi è un servizio di eccellenza rispetto al quale ovviamente il Comune contribuisce con le percentuali che sono previste in relazione appunto all'estensione del servizio e rispetto a questo servizio di eccellenza siamo riusciti a reintrodurre tramite questa collaborazione con MOM che ringraziamo ovviamente, anche il servizio domenicale, il servizio festivo, servizio molto importante soprattutto per le finalità sociali, perché consente appunto di collegare anche nelle giornate festive, quindi non solo la domenica ma nelle giornate festive, tutta la città con l'ospedale. Dico tutta la città perché anche San Giacomo in questo modo è collegata con l'ospedale, perché tramite il servizio extraurbano, arrivando poi in centro, si può passare con il biglietto extraurbano. Adesso esiste la tariffazione unica, quindi con lo stesso biglietto extraurbano, senza pagare alcun supplemento, si può poi utilizzare la rete urbana. Quindi
l'utente di San Giacomo, il nostro cittadino di San Giacomo, o che comunque viene da fuori città, arriva in centro, può andare in piazza Medaglie d'Oro dove c'è la centrale degli autobus urbani e da lì recarsi all'ospedale. Ecco, quindi c'è questo nuovo servizio che si aggiunge ad un servizio già molto importante, ripeto, è il più importante dopo quello del comune capoluogo. Molto bene, Assessore. Mi incuriosisce che lei dica che viene esteso. Posso? No, se disturbo Costa, scusa. No, posso chiedere a lui. No. Pensavo volessi zittirmi. Pensavo tu volessi zittirmi. Fasan, consigliere Fasan. Che di solito lo No, il suo intervento mi dà anche modo di dire una cosa, che bisogna stare a una quindicina di centimetri dal microfono, Va bene. perché altrimenti le registrazioni vengono non omogenee, quindi pregherei chi sta troppo lontano di avvicinarsi, chi sta troppo vicino. Sì, volevo al contrario, chi sta troppo vicino di allontanarsi. Volevo ringraziare l'assessore per la risposta che quello Ok. che fa questa amministrazione. Volevo dire solo, è possibile anche estendere per la Valle Pisina? Beh, Visto allora, che fa parte del comune di Vittorio Veneto. Sicuramente la zona... Allora, Noi lo avevamo fatto. No, è stata una precisa richiesta da parte della nostra amministrazione, quella di servire anche la zona a nord di Serravalle, e quindi noi arriviamo fino in località Savassa e sicuramente riusciamo a servire Forcal. Sa perché io lo dico? Perché c'è il Lago Morto che d'estate c'ha un notevole afflusso di gente. Magari pensare come avevamo fatto noi qualche anno fa di portare... Ecco, chiedo scusa, ma siccome è arrivato il sindaco di Tarzo, direi che l'argomento è stato trattato sufficientemente. Ho capito che non arriverà. Passiamo al punto... No, va bene. Consigliere Costa, per equità, prego. Sì, per par condicio se è Certo, possibile, certo. ma non occupo i tempi dell'assessore, Prego. del consigliere Fasano. No, plaudo a questa iniziativa e soprattutto perché mi sembra che lì nella zona ospedale ci sia una casa di riposo dove sto vedendo che i posti letto si stanno moltiplicando come funghi, incrementano di 15, 20, 30, quindi questa iniziativa ha il massimo del mio appoggio, soprattutto per i nuovi posti letto di cui non sappiamo niente, ma sappiamo che saranno 30, quindi ci sarà un'affluenza notevolissima. Grazie. Grazie consigliere Costa. Saluto il sindaco di Tarzo Boff. Buonasera. E passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, gestione associata dei servizi sociali e condizione giovanile tra i comuni di Vittorio Veneto e Tarzo, approvazione della convenzione. Do la parola all'assessore, do la parola prima ai sindaci, mi corregge giustamente l'assessore, per illustrare. Grazie Presidente, saluto il collega Gianangelo Boff, sindaco di Tarzo. Ho avuto occasione un'ora e mezza fa di essere presente al loro consiglio comunale, nel quale è stata presentata, illustrata e approvata questa convenzione relativa alla gestione associata dei servizi sociali e della condizione giovanile tra i comuni di Tarzo e di Vittorio Veneto. Convenzione che fa seguito a quella già in corso e con buoni risultati proposta e sottoscritta dalla precedente amministrazione relativa al servizio di polizia locale. Per quanto riguarda l'illustrazione, poi sarà dettagliata dall'assessore Denardi e dall'assessore Mognol. Per quanto riguarda invece la filosofia di questa gestione, che sempre di più, a parte che è anche prevista da un punto di vista legislativo, già il decreto legge 95 del 2012 parla di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ma con tagli abbastanza notevoli delle risorse. Siamo tutti reduci dall'ultimo taglio che il governo centrale ha fatto sui trasferimenti, per cui sia il comune di Tarzo che quello di Vittorio che tutti gli altri hanno avuto un ulteriore taglio di risorse.
Da qui deriva la necessità assoluta di mettere insieme i servizi, che dopo una fase iniziale in cui ovviamente c'è la necessità da un punto di vista di personale, di informatizzazione, di procedure, di studiare e mettere insieme le cose, siamo certi che porterà, avendo buoni risultati, a una riduzione dei costi. In questo senso già il servizio in corso, quello per la polizia locale, ha dato e sta continuando a dare i suoi frutti. Lascio la parola al collega Boff. Buonasera a tutti, saluto il sindaco di Vittorio Veneto che mi ospita stasera, il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri e assessori presenti. Questa scelta è, fra virgolette, il secondo passo verso un progetto che ho ritenuto, ma hanno ritenuto anche le amministrazioni di Vittorio Veneto, importante, quello di ragionare non più in termini del proprio dipendente che svolge una mansione, ma organizzare dei servizi su area vasta intesi proprio come servizi ai cittadini, servizi al territorio. In questo è sempre stata mia ferma convinzione che la regia di un comune capofila che fosse comunque più strutturato rispetto ai piccoli comuni che contermini fosse determinante, perché comunque i comuni piccoli hanno sì delle proprie strutture che erogano dei servizi, ma sono dei servizi diciamo di carattere basilare, mentre invece nei comuni un po' più articolati si ha un'articolazione del servizio che è completamente diversa, si ha una casistica, fra virgolette, delle problematiche, un'incidenza dei casi particolari che è molto più elevata, quindi si ha anche una maggiore professionalità nell'affrontare i casi e si ha anche una visione completamente diversa nell'organizzazione del servizio. Quindi abbiamo sposato questa idea per la polizia locale che ha dato i suoi frutti e li sta dando, e adesso abbiamo affrontato questa tematica dei servizi sociali, delle politiche giovanili, altra tematica che secondo me deve essere vista in uno spettro molto più ampio di quello che è la dimensione di un piccolo comune, anche perché non dobbiamo più trovarci con differenze fra i territori limitrofi, ma dobbiamo trovarsi con dei servizi sempre più omogenei e sempre più adeguati alle nuove esigenze. Perché abbiamo scelto? Cioè nell'associazione dei servizi ci sono diverse scale che si possono interpretare, da quelle più blande a quelle diciamo più decisive che abbiamo preso sia in precedenza che ora per i servizi sociali. Come ama un termine anglosassone, visto che adesso vanno di moda e che ama tanto il segretario Spessotto, è quello del arrivare a una soluzione di never come back, cioè quando si fanno delle associazioni succede spesso che inizialmente c'è un servizio da organizzare e quindi organizzare un servizio porta con sé inizialmente anche delle problematiche, dei temi che vanno assestati, vanno sistemati, bisogna trovare la soluzione giusta, la ricetta giusta per organizzare un servizio su due comuni. Molte volte ho visto servizi associati partire che dopo pochi anni sono naufragati perché logicamente al primo problema tutto si scioglie. La soluzione che abbiamo adottato è quella di fare proprio un ufficio unico, cioè c'è un unico responsabile. I comuni di Tarso e di Vittorio Veneto per la polizia locale, per i servizi sociali diventano un comune unico praticamente, e quindi diventa una scelta molto più drastica e molto più radicale, e quindi si dà un tempo anche a chi deve poi organizzare il servizio, un tempo più lungo per affrontare i problemi, individuarli e risolverli. Sono fermamente convinto che nel medio e lungo termine questa sia la scelta giusta e spero che anche i miei colleghi condividano questo tipo di posizione verso il ragionamento di aree più vaste, aree che tra l'altro sono aree quelle che individua anche la Regione Veneto, perché pensiamo bene che le dimensioni dei servizi associati che vengono intese nella Regione del Veneto, ma che ci impongono anche i legislatori, non sono i 2-3 comuni, ma stiamo ragionando in termini di ambiti. I due ambiti più tenuti in considerazione sono gli ambiti ULS e gli ambiti mandamentali, quindi i 2-3 comuni che si mettono assieme, cioè non è quello dove vuole portarci la Regione, è qualcosa di diverso. Quindi secondo me questa è una scelta pionieristica e che deve e porterà i suoi frutti. Concludo qui ringraziando
per l'apporto, la collaborazione e soprattutto l'esperienza in materia del dottor Spessotto, che è stato fondamentale nel darci una mano a mettere insieme tutta la parte, diciamo, burocratica di questa convenzione, e ringrazio appunto per la disponibilità e la collaborazione che ci hanno dimostrato la parte politica rappresentata dal sindaco, dall'assessore Denardi e dall'assessore Mugnol, ma soprattutto anche la parte, diciamo, dei dirigenti e dei responsabili, nelle persone del dottor Papa e della dottoressa Chies, che sono stati subito molto disponibili nel cercare di trovare la giusta soluzione e far quadrare un po', diciamo, tutti i temi che venivano affrontati durante la convenzione. Ringrazio tutti quanti, non voglio tediarvi oltre e lascio la parola al Consiglio. Grazie. Grazie, molte grazie ai sindaci, e la parola all'assessore Denardi per illustrare la convenzione. Prego. Bene, lasciatemi iniziare con un ringraziamento anche da parte di tutta l'amministrazione alla dirigenza e al personale dei servizi sociali di Vittorio Veneto, non solo per il lavoro che viene svolto quotidianamente di presa in carico delle molteplici necessità emergenti all'interno del territorio comunale, ma anche per la sfida che hanno accolto con sicuramente consapevolezza ma entusiasmo anche, di percorrere una strada nuova per i servizi sociali di Vittorio Veneto, che cambierà sicuramente il loro modo di operare. Come è stato detto, la scelta di unificare gli uffici del Comune di Vittorio Veneto di Tarzo nell'ambito dei servizi sociali della condizione giovanile è finalizzata a un maggior coordinamento degli interventi di assistenza sociale e di politiche sociali e a garantire standard costanti di prestazioni a fronte di una diminuzione purtroppo ormai costante delle risorse, specie di quelle trasferite dall'autorità statale. Dal punto di vista pratico fermo la mia attenzione su una serie di punti, poi eventualmente il dibattito ne individuerà altri sui quali potremmo poi andare a specificare meglio. Il Comune di Vittorio Veneto attualmente è dotato di un'unità operativa servizi sociali e condizione giovanile che vede la presenza di 11 persone tra le persone impiegate a tempo pieno e quelle impiegate a part-time, mentre il servizio sociale del Comune di Tarzo è attualmente costituito da una sola persona che in questo momento si trova in maternità ed è sostituita per un numero inferiore di ore da una lavoratrice interinale. La diversa composizione, anche abbastanza evidente dal punto di vista numerico, fa sì che l'unità operativa di Vittorio Veneto goda sicuramente dal punto di vista delle assistenti sociali di una notevole maggiore specializzazione, perché è possibile per le quattro addette individuare per ciascuna delle aree prioritarie di intervento. Contrariamente al Comune di Tarzo, il Comune di Vittorio Veneto è dotato anche di personale amministrativo che collabora con le assistenti sociali. L'ambito territoriale ovviamente è quello dei comuni di Vittorio Veneto e di Tarzo, e l'ufficio unico sarà collocato però a Vittorio Veneto. Tra gli strumenti previsti dalla Convenzione vi è un documento fondamentale, che è la relazione programmatica, che tra i vari obiettivi ha quello di individuare il programma e le finalità delle attività da attuare, con l'elencazione delle priorità tra i vari ambiti di intervento. Si costituirà il coordinamento dei sindaci, formato appunto dai sindaci dei due enti che vanno a costituire l'ufficio unico, e che avrà sostanzialmente la funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività e dell'organizzazione dello svolgimento della gestione associata. Regolamenterà anche i rapporti finanziari degli enti, che
per il periodo immediatamente successivo alla stipula della convenzione sono già regolati e andrò meglio poi a elencarvi quali saranno le regolamentazioni già previste, e avrà anche il compito, il coordinamento dei sindaci, di approvare oltre alla relazione programmatica anche la relazione finale, che è sostanzialmente il sunto e la valutazione ex post dei risultati acquisiti. Per quanto riguarda le risorse e i rapporti finanziari inerenti alla gestione associata, i costi di gestione sono ripartiti secondo una percentuale stimata sulla base dei bilanci pregressi dei due enti, per il 91% a carico del Comune di Vittorio Veneto e per il 9% a carico del Comune di Tarzo. Per il periodo dal 1 giugno fino al rientro in servizio della titolare, che ora, come vi dicevo, è in congedo per maternità, il Comune di Tarzo corrisponderà al Comune di Vittorio Veneto 43.000 euro, che rappresentano da un lato l'onere per i compensi relativi all'assistente sociale del Comune di Tarzo, che attualmente ha un contratto interinale, e la differenza del monte ore tra l'una e l'altra e le attività del responsabile e del dirigente, che verranno assunte dal responsabile e del dirigente, la dottoressa Chiesa e dal dottor Papa, del Comune di Vittorio Veneto. Sostanzialmente in pratica nei prossimi mesi verrà redatto un piano che stabilirà le tappe di fusione poi quotidiana delle attività fra i due uffici, e che regolamenterà la gestione in pratica dei primi mesi, perché ovviamente è ben comprensibile ai consiglieri che non si può pretendere che l'intera organizzazione muti radikalmente dal 31 di maggio al 1 di giugno. Vi sarà un periodo di rodaggio e di compenetrazione tra i due uffici, che sarà ovviamente progressivo e stabilito dagli atti della conferenza dei sindaci. Questi sono gli elementi principali della convenzione. Io passerei la parola all'assessore Mognol, perché per quanto riguarda la parte relativa alla condizione giovanile è lui il referente. Se ci fossero altre domande sono qui a disposizione. Prego, assessore Alessandro Mognol. Ok, scusate. Sì, intanto ringrazio il sindaco Boff per la presenza, un saluto a tutti voi. Come ha già detto l'assessore Denardi, in primis anche un ringraziamento ai nostri uffici, perché saranno loro che inizialmente si accolleranno anche il peso di questo passaggio, di questo periodo di transizione. Sicuramente l'obiettivo è un obiettivo importante e nobile, perché comunque rientra nell'ottimizzazione anche dei servizi e comunque permetterà anche di avere un servizio alla fine migliore per entrambi. Per quanto riguarda l'aspetto di politiche giovanili, perché appunto i servizi sociali di Vittorio sono servizi sociali e politiche giovanili, comunque condizione giovanile, sicuramente anche per noi, per quanto riguarda anche la parte più strettamente correlata a quello che è il centro giovani, quindi le attività legate al nostro centro, sarà una sfida, e comunque possiamo già dire che essendo già Vittorio al momento un centro catalizzatore anche dal punto di vista scolastico, con il polo scolastico presente, quindi comunque ci sono già dei giovani della Vallata, di Tarzo, che sicuramente conoscono la realtà vittoriese e comunque anche il nostro centro, sarà sicuramente uno stimolo in più anche per poter dare un servizio a questi giovani e per poterli anche coinvolgere maggiormente all'interno di quelli che sono i servizi che offriamo, e anche un qualcosa in più per noi per poter espanderci, tra virgolette, far vedere quali sono le attività anche nel comune di Tarzo, e quindi in qualche maniera appunto riuscire a trovare una sintesi, fare sinergia per dare la possibilità ai nostri giovani, che è poi l'obiettivo che quotidianamente portiamo avanti come politiche giovanili e centro giovani, ovvero sia quello di potergli dare la possibilità di esprimere le loro capacità, le loro potenzialità e poter appunto portarli un miglioramento continuo. Quindi io penso che sicuramente collaborare in questo senso sia una cosa fondamentale, che porterà sicuramente ottimi frutti, il tutto ovviamente con una certa gradualità, perché sarà una cosa nuova per entrambi, quindi non aggiungerei altro rispetto a quanto è stato detto, quindi un in bocca al lupo direi a tutti quanti. Grazie. Grazie, assessore Mognol.
È aperto il dibattito, prego. La parola ai consiglieri. Consigliere Carnelossa, a lei la parola. Dunque, l'incipit dell'intervento lo prendo da quello che ha detto il sindaco Boff. Ha detto never come back. Anch'io vorrei utilizzare un'espressione anglosassone per rivolgermi agli altri comuni circostanti e direi never alone, cioè è il tempo in cui anche i comuni con Termini abbiano la consapevolezza che non è vero che piccolo è bello. È vero il contrario. Big is better, grande è meglio. Perché? Per tante ragioni. La prima, gli assessori hanno detto le sinergie che può esserci fra una struttura grande e realtà piccole ma importanti che ci sono attorno. Credo che questa scelta pionieristica è difficile, perché credo sia difficile in un tempo in cui si sono enfatizzati i campanili, pensare che invece è opportuno coalizzarsi. Vedete, io credo che grazie a questa iniziativa, a quella precedente, si possa essere, come si può dire, Tarso e Vittorio sono stati dei buoni seminatori e in politica io credo che bisogna essere ambiziosi. In politica c'è la necessità di guardare avanti e pensate che bello sarebbe davvero se Vittorio Veneto, che è la sorella maggiore di tutti gli altri comuni del Vittoriese, è maggiore ma è sorella, nel senso che ha la capacità e la volontà non accentratrice, ma è quella di dispensatrice, di quel know-how, di quelle capacità che necessariamente, essendo più grande, può avere nei confronti dei fratelli minori che le circolano attorno. E pensate che bello sarebbe, ne parliamo tante volte, ma poi ci scontriamo appunto con questi famosi campanili, se davvero riuscissimo a fare di Vittorio la grande Vittoria, una metropolitan city in cui ci sono i servizi anche per le altre piccole realtà che ruotano attorno. Vedete, sotto questo punto di vista io credo che, come si può dire, la fine delle vacche grasse sia stato utile sotto questo profilo. Nel senso che la situazione economica non certo brillante del Paese, tanto più degli enti locali, induca davvero a ripensare di come allocare e di come utilizzare le risorse della fiscalità generale. E io sono convinto che con accordi come questi, che sono ovviamente aperti anche agli altri comuni, siano davvero utili per quella che si chiama la spending review, che sembra una brutta parola e che invece è, secondo me, una necessità di razionalizzazione e rendere davvero i servizi sempre più efficienti ed efficienti per tutti. Perché vedete, sotto questo profilo, mi fermi Presidente quando ho superato il tempo, al limite lo continuo in replica, perché vedete è un dato innegabile sotto un certo profilo che i cittadini della città di Vittorio abbiano, proprio perché è più grande, quindi lo dicevamo prima, ha molto personale, c'è anche nell'ambito dei servizi sociali una competenza specifica in più persone, mentre invece in un piccolo comune necessariamente una persona deve avere le competenze, deve essere tuttologo. Immaginate invece quale beneficio potrà avere in questo caso specifico Tarso, ma ripeto, sognare non costa niente ed è sperabile che i sogni si avverino,
anche per gli altri comuni. Continuo dopo. Grazie. Grazie consigliere. Nei limiti esatti del tempo vedo che si è prenotato il consigliere Botteon Adriano, prego. Grazie Presidente, buonasera e buonasera a tutti i consiglieri e al pubblico presente. Un rapido intervento solo per dare un plauso da parte del Partito Democratico alla Giunta e al personale dei servizi sociali che hanno raggiunto questo bellissimo risultato, importante risultato. Un grazie anche al sindaco e all'amministrazione di Tarzo che sicuramente ha fatto una scelta che non è neanche semplice, non è neanche popolare. È un risultato importante questo raggiunto, pionieristico, l'ha definito il sindaco di Tarzo. In realtà in alcuni comuni del Vittoriese gestione associata di servizi non è proprio una novità, perché vi sono alcuni servizi gestiti in comune da Sarmede, Cappella Maggiore, Fregona o anche da alcuni comuni della Vallata. Per Vittorio Veneto abbiamo fatto un passo in avanti e adesso penso che l'amministrazione si sia mossa opportunamente per diciamo, recuperare un po' di tempo perduto. Però, come ha giustamente sottolineato il sindaco di Tarzo, l'ambito indicato dalla regione è quello dell'ULS e quindi sicuramente Vittorio Veneto deve recitare il suo ruolo in tutto il vittoriese e quindi andare in questa direzione. Grazie. Grazie consigliere Botteon. La parola al consigliere Sant'Antonio, prego. Ecco, io penso che non si possa non essere d'accordo su questo tipo di scelta che è stata fatta dal Comune di Vittorio Veneto e dal Comune di Tarzo, anzi in questa sede anche secondo me c'è da fare un plauso ai due sindaci che in tempi diciamo così brevi sono riusciti a mettersi d'accordo per un tipo di accordo che va sostanzialmente in coerenza con le leggi normative, ma è gioco forza una cosa che si deve fare per evitare la bancarotta dei comuni in buona sostanza. Sicuramente i servizi saranno migliori, soprattutto in fase iniziale per il comune di Tarzo ovviamente, perché si aggrega ad una massa critica molto più consistente, ma sicuramente in futuro anche magari con l'aggiunta di altri tipi di servizi anche il comune di Vittorio Veneto probabilmente ne beneficerà. Vorrei fare solamente un appunto, quindi meglio anche questa volta rispetto adesso mi viene in mente l'aggregazione di servizi verso BIM Piave, che no, questa è una scelta un po' diversa e dal mio punto di vista migliore, perché pone al centro Vittorio Veneto, la città di Vittorio Veneto, quindi anche l'offerta di servizi sul mandamento, quindi attorno ai comuni di Vittorio Veneto, mentre invece la scelta che avevamo fatto qualche consiglio comunale fa relativamente alla, dico io, perdita di servizi verso il BIM, dei servizi del SUEP, SUEM, eccetera, non dovrebbe essere di fatto in quel modo, ma vedo bene quindi l'accentramento dei servizi sul comune di Vittorio Veneto, quindi per me è una cosa positiva. Grazie consigliere Sant'Antonio. La parola al consigliere Darè, prego. Grazie. Ma credo che questa convenzione vada a ribadire al di là di tutto quelle che sono le finalità, diciamo, di tutte e due le amministrazioni comunali, che sono quelle della razionalizzazione, iniziata chiaramente con l'accordo con i vigili urbani, che ha dato dei buoni frutti. Credo che questo sia un proseguio. Ci dispiace che, e questo va al di là del colore politico, perché poi alla fine le amministrazioni cambiano, però il servizio cittadino va al di là e al di sopra di quelle che possono essere le appartenenze politiche di una o l'altra amministrazione, quindi la continuità proprio per un bene sociale, poi soprattutto in questo momento di grave difficoltà delle nostre famiglie e soprattutto in un momento di difficoltà proprio verso la persona,
credo che risparmiare, che poi il risparmio va certamente a servizio, diciamo, dell'utente sia della comunità di Vittorio Veneto che quella di Tarzo. Mi ricollego, e mi perdoni il vice sindaco, quando lei parlava del servizio che si fa nelle festività con il trasporto pubblico. Questo è dovuto a quella razionalizzazione che è stata fatta a suo tempo quando c'è stata la fusione di tutte quelle che erano i servizi pubblici del Comune di Vittorio Veneto, di Castelfranco, della stessa città di Treviso, e ha portato un risparmio e una razionalizzazione del biglietto unico innanzitutto, sia per quanto riguarda la corsa urbana e l'extraurbano, ma soprattutto il risparmio e la messa sul mercato di migliaia e migliaia di chilometri al servizio del cittadino. Quindi quella volta magari in Consiglio Comunale ci sono state delle pesanti critiche, però alla fine i risultati poi è giusto anche ribadirli, perché insomma credo che questo sia un lavoro fatto d'assieme. Spero che questo accordo, che naturalmente noi siamo certamente favorevoli, sia soltanto il proseguo di una trattativa anche, ripeto, con altre amministrazioni con termini, anche perché penso che alla fine i comuni saranno, credo, mandamentali. Non me ne voglia male il sindaco di Tarzo, però insomma credo che si va verso quella direzione, insomma, cioè bisogna pensare che non è più possibile avere comuni con 200 abitanti, 300 abitanti, abbiamo un comune come Porto Buffolè che ne ha 400, penso che bisognerà pensare in un'altra maniera. Grazie. Grazie consigliere Darè. Non ci sono altri interventi, se non ci sono dichiarazioni di voto io metterei in voto. No, non si è prenotato. Ecco, la parola al sindaco per una breve conclusione. Mi chiede la parola Roberto Tonon, prego. In linea con quello che ha appena detto il collega Darè, mi permetto, l'ho chiesto ovviamente al sindaco Boff, mi permetto di ripetere una sua battuta che mi ha fatto ancora tempo fa quando abbiamo cominciato appunto a parlare di servizi comuni, per cui francamente sono pienamente d'accordo con chi auspica che ci siano altri comuni che si aggregano, ma non che si aggreghino a Vittorio, che tutti insieme ci aggreghiamo proprio per le necessità che abbiamo. Mi diceva, guarda, uno dei pochissimi risultati che non ho colto è quello di essere l'ultimo sindaco di Tarzo, nel senso che auspicava già allora che i comuni si raggruppassero. Io ho detto che è un precursore, però purtroppo i tempi legislativi sono un po' più lunghi. Io concordo nel senso che se è possibile, doveroso e utile per tutti mettere insieme i servizi, razionalizzare le spese per poter avere un servizio almeno uguale da un punto di vista qualitativo e che incida meno sui bilanci di tutti messi insieme, è sicuramente una finalità che dovremo perseguire. Le parole che ha usato il consigliere amico Carnellos, che piccolo non è bello, sono le stesse che ho usato un paio d'ore fa a Tarzo. Una volta in Veneto piccolo era bello, adesso si sono accorti, soprattutto dal punto di vista economico, quasi tutti, che ahimè non è proprio bello piccolo, perché è molto 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 rischioso. Per cui siamo ovviamente aperti come comuni di Tarzo e di Vittorio Veneto all'aggregazione, che auspichiamo anche di altri comuni. Fra l'altro partiamo anche con un accordo in proseguio, come ho detto prima, di quello stabilito e già stipulato dalla precedente amministrazione sulla polizia locale, in un servizio che è un fiore all'occhiello per Vittorio, che è quello dei servizi sociali, perché diciamo che da molti anni, quindi con parecchie amministrazioni, che i servizi sociali a Vittorio funzionano bene. Dico ahimè per certi versi, con sempre nuove necessità, ma questa è la società nella quale oggi viviamo. Quindi io ringrazio nuovamente per la disponibilità da un lato
e dall'altro anche per la, io ritengo, lungimiranza che ha avuto in precedenza e che ha continuato a dimostrare il collega Boff, e mi auguro che insieme continuerà a dimostrare sicuramente, e che insieme riusciremo ad avere anche altre amministrazioni per fare servizi in comune. Grazie. Grazie Sindaco Tonon. Mi chiede la parola il consigliere Saracino, immagino, per la dichiarazione di voto. A lei la parola. Grazie, e non posso che votare a favore di questa iniziativa, che la trovo veramente fatta nel giusto modo, cioè in una razionalizzazione ma mantenendo la qualità elevata del servizio offerto dai nostri uffici comunali. Quindi questa è una razionalizzazione efficace e che ne abbiamo bisogno sia noi che gli altri comuni, mantenendo la qualità del servizio per il cittadino. Grazie. Grazie consigliere. A questo punto do per letta e metto in votazione la delibera gestione associata dei servizi sociali e condizione giovanile tra i comuni di Vittorio Veneto e Tarso, approvazione della convenzione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità, 16 votanti, 16 voti favorevoli. La convenzione è approvata, la delibera è approvata. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. Salutiamo naturalmente e ringraziamo il Sindaco Boff. Buona serata e grazie ancora. Sì. A questo punto passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014, approvazione. Darò naturalmente la parola all'assessore Giovanni Napol per illustrare la delibera, e abbiamo con noi per il collegio dei revisori dei conti, anzi lo invito a entrare, il dottor Alberto De Luca, ecco, che è entrato in questo momento. Sì, sì, va benissimo qui. Ecco, possiamo iniziare la trattazione, per cui do la parola all'assessore Giovanni Napol per l'illustrazione del punto. Prego, a lei la parola. Eccoci qua. Allora, diciamo, questo è il conto consuntivo dell'anno 2014. Ecco, l'esercizio finanziario 2014 è stato, come dire, si è risolto in 6 mesi fondamentalmente, nel senso che, come vi ricorderete, il bilancio è stato approvato a fine di settembre, e quindi diciamo che adesso siamo qua a commentare la chiusura e il conto finale. Volevo prima fare una piccola digressione rispetto al tema che abbiamo appena affrontato prima, riguardo alla collaborazione fra diversi comuni. Ci ricordiamo tutti che Vittorio Veneto nasce dall'unione di 2 entità diverse, quindi voglio dire, già questo è un percorso che è già stato già fatto, e i risultati li abbiamo visti. Qua sulla relazione della Giunta all'esercizio finanziario 2014, che io inviterei tutti i consiglieri a leggersi, perché è un utile rendiconto sia per quanto riguarda i numeri, ma anche e soprattutto per avere contezza delle varie attività che vengono svolte, e, come dire, anche della complessità dell'insieme delle attività che coinvolge la pubblica amministrazione. Questa è una lettura, diciamo, un po' impegnativa, perché sono circa 90 pagine, 93, però insomma credo che valga la pena di leggerla, almeno per avere sott'occhio un po' tutte le cose. Ecco, leggendo proprio questa relazione, per esempio,
proprio sempre collegandomi al ragionamento di prima, voi potete trovare la citazione del fatto che sono stati restituiti alla Regione 100.000 euro relativi a un progetto che era stato iniziato ancora nel 2009 di coinvolgimento di tutti i comuni del comprensorio per la gestione unificata della polizia locale. Quindi questo progetto è naufragato perché a un certo punto i comuni hanno preso altre strade, salvo il comune di Tarso che ha mantenuto coerentemente questo percorso. Quindi vedete che le cose sono sempre più complicate di quello che sembra, però insomma confidiamo che le cose si raddrizzino così con la consapevolezza che serve. Ecco, venendo al rendiconto, io come dire la faccio molto breve perché io credo che il rendiconto è semplicemente una fotografia di tipo tecnico, contabile di un'azione amministrativa. Voi potete vedere, diciamo così, dalla relazione dei revisori così i riepiloghi dei vari conteggi delle varie, come dire, variazioni nelle entrate e nelle uscite in funzione del tempo e degli anni, facendo dei raffronti anche con gli anni precedenti, 2012, 13, 14. Semplicemente per il 2014, io mi fermo qui, vi inviterei a fare riferimento alla relazione della Giunta appunto al rendiconto, che sarebbe la pagina 3, dove c'è una tabellina riepilogativa che dà come dire, il dato del risultato rispetto alle previsioni, molto più attendibile. Perché nella tabella della relazione dei revisori viene fatto un confronto tra previsione iniziale e consuntivo 2014, mentre in quella della Giunta tra stanziamenti finali e consuntivo 2014, quindi con due previsioni molto più ravvicinate. Tra l'approvazione del bilancio settembre 2014 e la chiusura dell'esercizio è intervenuto l'assestamento generale di bilancio novembre 2014. Grazie a tale variazione gli importi degli scostamenti sono notevolmente diminuiti, in particolare è stata eliminata la quota di spesa per compartecipazione al Fondo di solidarietà comunale, titolo 1 della spesa, per euro 2.470.350, dalle spese correnti, e di pari importo è stata ridotta la quota IMU altri immobili, titolo 1 dell'entrata. Gli scostamenti più significativi delle altre partite di entrata riguardano euro 1.397.861.62 al titolo quarto per mancati oneri a scomputo, stesso importo in spesa al titolo 2, e per mancato utilizzo del fondo progettazione, stesso importo in spesa al titolo secondo. Euro 3 milioni al titolo quinto per mancato utilizzo a fine anno dell'anticipazione di cassa di tesoreria, e poi ovviamente lo stesso importo previsto in spesa in uscita al titolo terzo. Poi euro 1.275.377,96 al titolo 6 per mancato utilizzo partite di giro, stesso importo registrato anche in spesa al titolo quarto. Complessivamente, velocemente, io darei così una scorsa a questa tabellina che rilevo fa sempre parte della relazione dei revisori, della Giunta al conto consuntivo. Quindi le entrate tributarie, titolo primo, stanziamenti finali 12.696.280, accertamenti 12.573.647, lo scostamento meno 122.632 con una percentuale di accertato del 99,03. Poi entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti Stato, Regioni e altri enti, titolo secondo, stanziamenti finali 1.821.090, accertamenti 1.702.457,38, scostamento 118.632,62 pari al 93,49. Entrate extratributarie, stanziamenti finali 4.717.800, accertamenti 4.643.196,75, scostamento 74.603,25, accertato
accertamento 98,42. Entrate derivanti da alienazioni di trasferimenti capitali e riscossioni di crediti, titolo quarto, stanziamenti finali 2.991.850, accertamenti 1.593.998, scostamento 1.397.861,62, percentuale accertato 53,28. Entrate derivanti da accensione di prestiti era previsto stanziamenti 3 milioni, scostamento 3 milioni, 0, questa è l'anticipazione di cassa che viene come dire, classificata come un prestito perché è una sorta di fido della banca. Entrate da servizi per conto di terzi 3 milioni 208, accertamenti 1.932.622,04, scostamento 1.275.377,96, percentuale accertato 60,24. Avanzo 2013 904.050, ok, è tutto a posto. Poi le spese, stanziamenti finali, spese correnti al titolo 1 16.981.170, impegni 16.140.926, scostamento 842,43,76, impegnato 95,05%. Spesa in conto capitale 4.230.000, impegni 2.765.399,76, scostamento 1.464.600, impegnato 65,38. Spese per rimborso di prestiti 4.919.900, impegni 1.919.619,85, scostamento 3.080.080, impegnato 39,02. Spese per servizio per conto di terzi 3.208.000, impegni 1.932.622,04, scostamento 1.275.377,96, impegnato 60,24. Quindi il totale degli stanziamenti finali assomma 29.339.070, gli impegni 22.758.767, lo scostamento 6.580.302,11 con una percentuale di impegnato del 77,57%. Ecco, questi sono i dati complessivi del conto consuntivo. Se poi ci sono richieste diciamo, di carattere tecnico specifico per entrare nel dettaglio di vari capitoli e spese o sì, in entrata o in uscita o quant'altro, qui abbiamo dirigente la dottoressa Costalonga e qui alla mia sinistra la dottoressa Vassore che diciamo così, gestisce in maniera egregia tutta questa documentazione. Ecco, grazie. Grazie, Assessore Napoli. Do la parola quindi al dottor Alberto De Luca che illustrerà la relazione del collegio. Prego. Buonasera. Allora, io come al solito sono qui chiaramente in rappresentanza dell'intero collegio, quindi anche del dottor Paparotto e del dottor Barosco. Noi abbiamo ricevuto il 31 marzo 2015 la proposta di delibera consigliare, lo schema del rendiconto per l'esercizio 2014 che sono stati approvati con la delibera della Giunta Comunale del 26 marzo e i documenti erano completi, c'era il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, erano corredati ovviamente da tutti gli allegati previsti dalla norma. Ci siamo riuniti presso l'ente l'8 aprile 2015, abbiamo analizzato il bilancio di previsione del 2014 e chiaramente le relative delibere di variazione, abbiamo visto tutte considerate le disposizioni del titolo quinto del TUEL, il DPR 194-96, visto l'articolo 239 del TUEL e vi risparmio. Dato atto che l'ente si avvale della facoltà di adottare il sistema di contabilità semplificato, il rendiconto è stato compilato quindi secondo i principi contabili degli enti locali, tenuto conto quindi che durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'articolo 239 del TUEL, il controllo contabile è stato svolto regolarmente, non abbiamo rilevato niente di particolare e abbiamo riportato nella nostra relazione i risultati delle analisi sul rendiconto per l'esercizio del 2014.
Le nostre analisi, anzi diciamo un sunto delle nostre analisi è evidentemente contenuto nelle 30 pagine di relazione che vi abbiamo dato, e così senza adesso mettermi a leggere le 32 pagine, 31 pagine della nostra relazione, arrivo direttamente a quelli che sono gli aspetti forse così diciamo più interessanti per voi. Sono le irregolarità non sanate, i rilievi, le considerazioni e le proposte. Questo è il titolo del paragrafo, così come previsto dal documento redatto dal Ministero. Non ci sono irregolarità non sanate, diciamo che le raccomandazioni 30, pagina 30, è proprio alla fine. Diciamo che come di consueto noi ci raccomandiamo di individuare puntualmente le voci di spesa non ripetitive una tantum, finanziate nel caso di accertamento in parte corrente da entrate una tantum, di procedere costantemente con la circolarizzazione dei legali per aggiornare la valutazione dei rischi sui contenziosi in corso, quantomeno insomma diciamo così più in generale di controllare le eventuali situazioni un po' critiche per quanto riguarda i contenziosi, monitorare lo stato delle riscossioni degli accertamenti, nonché dei pagamenti e degli impegni, con l'obiettivo di responsabilizzare in modo diffuso tutta la struttura sui limiti normativi e i rischi del mancato rispetto agli stessi. E il Collegio, inoltre, come evidenziato nella presente relazione, ritiene opportuno raccomandare all'ente di monitorare e controllare l'andamento di tutti i procedimenti giudiziari in corso e il loro sviluppo futuro. Non che il Collegio abbia rilevato nulla, sono le raccomandazioni che il Collegio fa sempre, o almeno da 5 anni a questa parte ha sempre più o meno fatto. Una precisazione: quando noi facciamo poi riferimento qua a raccomandare all'ente di monitorare e controllare l'andamento di tutti i procedimenti giudiziali, in particolare vi faccio un richiamo a pagina 9 mi pare della nostra relazione, in cui parliamo di passività potenziali latenti. Il Collegio ha acquisito dall'ufficio legale una relazione, ve lo leggo, sullo stato del contenzioso e sul possibile esito delle vertenze. Il Collegio pone l'attenzione sulle due cause fondamentalmente. Una è la causa Zoppè, che è relativa alla richiesta di risarcimento danni per presunte legittimità delle diverse proroghe del contratto a termine in essere con la ex dipendente, che è la ex capa dei vigili urbani, mi pare, no? La richiesta di parte ammonta a circa 20 mensilità della contribuzione globale prevista per la sua posizione, per un importo di circa 84.000 euro. E poi c'è la causa Mognol, che è relativa alla richiesta di risarcimento danni per reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 39 testo unico degli espropri, e l'importo richiesto è di circa 221.000 euro. Per entrambe le cause il Collegio dei Revisori chiaramente ha ottenuto una dettagliata disamina da parte dell'ufficio legale interno che si sta occupando di queste due cause, che sono le due più importanti, diciamo, quelle quantomeno che non sono coperte per esempio da un'assicurazione. È stato confermato che sono in corso da parte dell'ente attività volte a raggiungere una transazione per entrambe le cause e che allo stato attuale appare difficile stimare il rischio di soccombenza e l'entità della passività. Purtuttavia il Collegio dei Revisori suggerisce di effettuare un adeguato accantonamento a fronte di tale rischio, come è normale che sia. Ciò detto, il Collegio, tenuto conto di tutto quanto esposto, esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 e si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione, cioè diciamo magari raccomandiamo insomma di quantomeno di prendere in considerazione la possibilità di vincolare una parte dell'avanzo per coprire eventualmente i rischi nel caso di soccombenza. Basta, questo è quanto. Grazie, dottor De Luca. È aperto il dibattito, prego. La parola ai consiglieri, vedo il consigliere Costa, prego. Una richiesta semplice, cioè voi avete fatto la raccomandazione di stare attenti, di mettere le risorse a parte per quelle due cause, però a me pare, se la memoria non mi tradisce, che vi è anche quella causa che riguarda la pista ciclabile, che ha avuto, diciamo, un percorso molto
ondivago, ma che per l'amministrazione si sia dopo concretizzato almeno una bella botta, una bella pacca sui denti in termini di quantificazione della somma del risarcimento da attribuire ai proprietari. Poi in base a una legge è stato fatto, una legge che era stata fatta, ci è stato spiegato addirittura per l'Expo di Milano, ci si è appigliati su quell'articolo e abbiamo detto impugniamo quello, ricorriamo e non so adesso a che punto, mi pare che avevamo votato tutti a favore quella volta perché sembrava una soluzione. Ora, io adesso non ho più seguito quella pratica, ma non vorrei che noi ci ritenessimo sicuri dell'iniziativa allora intrapresa, ma bisogna vedere controparte che cosa ne pensa. Per cui non vorrei che fra 2 o 3 anni, temo, e mi auguro comunque, spero di no, quella pratica riemerga con tutti i valori economici che nel frattempo sono incrementati. Ecco, io non voglio fare l'uccello del malaugurio, spero proprio di sbagliarmi e che questo non si verifichi per il bene dell'ente, ma credo che quella sia una preoccupazione, almeno secondo me, che non sia da mettere da parte, come per dire questo fatto, accantonato. Spero di sbagliarmi, ecco. Grazie. Grazie consigliere Costa. La parola al consigliere Sant'Antonio. Prego. Sì, allora il dottor De Luca mi ha anticipato nell'intervento perché mi era proprio leggendo la relazione dei revisori mi era apparso subito come punto di attenzione, come punto di raccomandazione queste 2 cause particolari probabilmente, non lo so. Perché ho visto che nella relazione dell'esercizio finanziario alla voce dell'unità operativa che tratta i contenziosi ho visto che ce ne sono una sfilza, probabilmente parzialmente mi ha già risposto, gli altri sono coperti da assicurazione, ma questi 2 c'è stata una raccomandazione particolare. Volevo chiedere a qualcuno della Giunta più esperto di che cosa riguardano questi contenziosi e se magari sono stati accantonati in bilancio i soldi o meno, insomma, ecco. Questa è una prima domanda. Un'altra cosa che ho visto nel bilancio, sì, a parte che il bilancio l'anno scorso appunto è stato chiuso in novembre, no? Relativamente al programma opere pubbliche, c'erano nel primo anno la realizzazione dell'adeguamento sismico della scuola media da Ponte e la riqualificazione della piazza Giovanni Paolo I, la prima per 800.000 euro, la seconda per 250. È vero, come dicevo, che il bilancio è stato chiuso in novembre, però sono passati 6 mesi e volevo chiedere a che punto erano queste opere. Un'altra richiesta relativa non so se per la ragioneria o per i revisori, nella tabella pagina 13 sempre della relazione la diminuzione dell'IMU dal 2012 al 2013 praticamente è stata dimezzata. È un dato reale? È un dato falsato? Questo solamente per far notare che negli anni, questo a livello generale, l'IMU più la TASI più l'addizionale IRPEF, se noi le sommiamo, il 2014 rispetto al 2013, forse i cittadini non si sono accorti, ma gli aumenti delle tasse, cioè i soldi che tirano fuori i cittadini, sono aumentati considerevolmente. Dopo vedremo anche magari direi cifre molto molto consistenti, 50-60%. Alla fine, ultima domanda e dopo chiudo. Ho visto che ci sono un sacco di residui anche molto molto vecchi. Qual è la politica, la strategia
che il Comune vuole adottare nei confronti di queste entrate, uscite, crediti, eccetera, molto molto vecchi e anche molto consistenti in alcuni casi. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. La parola al consigliere Posocco. Prego. Grazie, due breve domande. Mi riallaccio a quello detto anticipato dal collega Costa riguardo il contenzioso per la pista ciclabile. Volevo accertarmi che quel contenzioso sia, come mi sembra di aver capito dalle sue parole, coperto da un'assicurazione. Poi ha detto, se non ho capito male, che per i contenziosi di Zoppè e Mognol è in atto una transazione. Una transazione, a me, mi sembra che transazione significa accordo tra le parti con reciproche concessioni. Ho capito male o è così? Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere De Bastiani. Prego. Io volevo fare una domanda al collegio dei revisori in merito alla liquidazione di indennità e retribuzione di risultato. Il collegio dei revisori dei conti, nella sua relazione, ha rilevato che il periodo temporale di competenza dell'anno 2014 non ha appunto rilevato alcuna irregolarità. È stato ricordato prima che il bilancio consuntivo 2014 riguarda l'operato di 2 amministrazioni, quella guidata da Darè per i primi 6 mesi e per gli altri 6 mesi le decisioni riguardano la nuova giunta. Allora va considerato il fatto che l'ex sindaco Darè, con un decreto sindacale dell'anno 2009, ha costituito il nucleo di valutazione nominando componente unico il segretario e direttore generale del comune. Con il medesimo decreto aveva stabilito che il componente unico del nucleo di valutazione non deve incorrere in situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi. Quindi mi sembra che nello stesso decreto ci fosse una contraddizione. Il 6 giugno 2014 il sindaco Darè, con una serie di decreti emanati, ha predisposto la liquidazione di indennità e retribuzioni di risultato per circa 160.000 euro. Parte di questa quota è stata assegnata al segretario generale, che era appunto il nucleo unico di valutazione, per il raggiungimento di obiettivi da lui stesso certificati. Qui sarebbe anche da aprire una parentesi sul genere di obiettivi. Una recente indagine televisiva ha preso in considerazione questo aspetto. Allora, gli obiettivi conseguiti dal segretario generale, per esempio, sono la partecipazione a 12 sedute del Consiglio Comunale, oppure la partecipazione a 48 sedute della Giunta Comunale, oppure ancora, e questo ancora più originale, il rogito di 65 atti in forma pubblica amministrativa, eccetera. Questo vale per un anno e poi anno 2005 e poi per tutti gli anni si ripete questo schema, che rogito tra l'altro mi sembra che sia un'operazione per la quale il segretario che la esegue recepisce anche un compenso. Quindi questa operazione, oltre allo stipendio, oltre alla percentuale, ha anche il premio per aver conseguito un obiettivo. Sempre nella stessa indagine che parlavo prima, diceva che hanno accertato che in Italia, mi allargo un po' ma vale la pena di sottolinearlo, complessivamente questa voce dello stipendio costa 800 milioni all'anno
e per fare un rapporto per abolire i consigli provinciali invece abbiamo risparmiato 110 milioni. E tra l'altro il premio di risultato si ottiene anche, come hanno dimostrato in alcuni casi, se l'obiettivo non veniva raggiunto. E appunto si chiedevano, ma chi fissa gli obiettivi e chi valuta i risultati? Appunto ritorniamo al caso nostro. Altro dato interessante era che in Italia quasi tutti raggiungono il risultato di obiettivo, mentre sembrerebbe che in Inghilterra soltanto il 25%, vale a dire 1 su 4, ottiene il premio di risultato. Allora, oltre a questo caso di cui ho esposto, c'è anche, ho rilevato che ci sono anche altre quote di retribuzione risultato per obiettivi raggiunti da dirigenti per decine di migliaia di euro e sono state assegnate sulla base di documentazione priva di qualsiasi certificazione di protocollo. Addirittura si parla che gli obiettivi sono stati assegnati con una nota del sindaco. Ora io sapevo che esisteva il decreto del sindaco, che c'erano le delibere di giunta, ci sono le delibere di consiglio comunale, le note non le avevo mai sentite nominare. Allora io chiedo al rappresentante del collegio se i revisori dei conti, alla luce di queste mie osservazioni, confermano la regolarità degli atti citati. Grazie. Consigliere Bastiani. Non ci sono altre osservazioni, altri interventi? Consigliere Darè, a lei la parola. No, volevo rispondere al consigliere Sant'Antonio per quanto riguarda la dottoressa Angela Zoppè. Voglio ricordare che la dottoressa era stata assunta con un contratto a termine, dopodiché è stato prorogato proprio in maniera tale che potesse trovare una collocazione. Alla fine, grazie al mio interessamento e all'interessamento del dottor Train di allora, tramite il suo collega di Sacile, siamo riusciti a trovare una collocazione alla dottoressa Angela Zoppè. Nonostante questo, tra l'altro, ripeto, assunta con un contratto a tempo determinato. Quindi che poi la dottoressa faccia rivalsa e porti avanti le sue istanze è legittimo, però voglio dire come sono andate le cose e come stanno le cose, quindi è una risposta che io do in maniera diretta a tutti voi, ma anche è stata assunta, partita da Vittorio Veneto e assunta in quel di Sacile, aveva un contratto a termine. Grazie consigliere Darè. Si prenota il consigliere Adriano Botteon, prego. Sì, intervengo solo perché questi due aspetti, queste due passività potenziali latenti evidenziate dai revisori non sono una novità per questo Consiglio Comunale e chi era anche nel precedente Consiglio Comunale come sottoscritto li conosce bene, quindi sia il caso dell'ex comandante dei Vigili Zoppè sia il caso, ovviamente la causa Mognole dell'Extraforo, del Traforo di Sant'Augusta. Per quanto riguarda la causa Zoppè, ciò che ha detto il sindaco Darè è vero parzialmente, nel senso che il contratto è stato reiterato diverse volte, il contratto a termine, e mi pare che il motivo di contendere, poi forse ci saranno delle puntualizzazioni, ci siano dei limiti alla possibilità di reiterare un contratto a termine.
e sia su questo che sia l'avvertenza e anche sulle modalità di reiterazione, comunque sentiremo poi le puntualizzazioni, ed era stato segnalato questo, mi ricordo dalla minoranza, perché mi pare di aver fatto io, forse un'interpellanza, ma sicuramente un paio di interventi su questo tema. Per quanto riguarda invece il tema della reiterazione del vincolo a Sant'Andrea, soprattutto per il traforo di Sant'Augusto, penso che gli interventi della minoranza siano stati talmente tali e talmente determinati a cercare di far capire che quello poteva essere un errore alla loro maggioranza, che poteva costare al Comune di Vittorio Veneto, che questo rischio quindi di dover risarcire i ricorrenti è sicuramente un rischio che ricade sull'amministrazione d'Are. Sempre per quanto riguarda la dottoressa Zoppè, essendo un dirigente, mi corregga l'assessore al bilancio, essendo un dirigente e con il patto di stabilità, noi non possiamo regolarizzare un dirigente, giusto? Quindi ci siamo fatti la domanda e anche la risposta per quanto riguarda la dottoressa Zoppè. Per quanto riguarda invece i ricorrenti del traforo di Sant'Augusta, questo è materia di contenzioso e quindi nel grande alveo e qua abbiamo un illustre avvocato, anzi ne abbiamo più di uno, qua insomma il problema quando si va in tribunale, mi corregga consigliere Carnelos, è da preoccuparsi quando ci vai e hai ragione, perché quando vai e hai torto non viene nessun problema. Si è prenotato il consigliere Carnelos, a lei la parola. Comunque, a dire la verità non pensavo in questa seduta di dover intervenire su un tema così spinoso e direi anche aleatorio. Nulla è più incerto dell'esito di una causa. Credo che sia un dato pacifico che si possono vincere cause perse e si possono perdere cause vinte. Anche perché la giurisprudenza è mutevole, anche perché mi pare di averla fatta un'altra volta la battuta, ma avevo un professore di diritto romano che a Bologna, quando ci ha illustrato la nozione di norma, ci ha spiegata bene, poi a un certo punto fra l'ilare e il faceto ci ha detto: ma guardate ragazzi, la norma è come una bella donna, dove la tiri va, o meglio, poi ci ha detto, come una chewing gum che è estensibile all'infinito. E qui, prima della sentenza, nessuno potrà dire come quelle cause andranno. Fra l'altro, evidentemente io mi auguro che, se il Comune ha resistito, abbia ragione. Ripeto, non è detto che una valutazione ex ante poi venga confermata. Anche perché, vedete, i revisori di conti fanno il loro mestiere ed è indubbio che su un atto di citazione può essere messo 80, 100, 200, 300, tanto non hai nessun tipo di responsabilità. Da come ho letto, causa Zoppè 84, causa Mognol 221, cifre abbastanza rilevanti, ma di solito, per esempio, si esagera nel quantificare per far prendere più paura. È vero una cosa. Provate a immaginarvi se arriva una causa da se avessero messo invece di 221 1 milione di euro, qui si paralizzerebbe il bilancio comunale.
Sì, sotto un certo profilo sì, tanto i numeri si fanno scrivere. E se ci pensate, a dire la verità, e qui non parlo da avvocato interpretando le norme e pensando alle norme, ma lo faccio da semplice cittadino, nel senso che quando si può mungere dal pubblico, si munge, si tenta, quantomeno. Perché, non entrando nel merito, potrebbe, sul discorso dirigente, non dirigente, fra l'altro ti trovi Cassazione che dice una cosa, Consiglio di Stato che ne dice un'altra, poi interviene Bruxelles e ti dice che devi contenere la spesa, non fare assunzione, e dopo giustamente i precari impugnano e siccome hanno avuto per tanti anni diventa lavoro a tempo indeterminato. Ma detto questo, vedete, qui dobbiamo essere purtroppo prudenti, ed è vero che abbiamo quella spada di Damocle. È anche vero una cosa: le transazioni si fanno solamente quando, come si può dire, si ha una ragionevole certezza di aver torto, se no è facile, basta domandare, tanto domando 100, anche se prendo il 20% mi va bene. E del resto, quante volte vi è capitato anche con le assicurazioni, si domanda tanto perché ti diano qualcosa. Credo tutti ne abbiate avute esperienza. È vero una cosa, come pubblici amministratori dobbiamo sempre, come si può dire, diffidare, come si può dire, della magnanimità della controparte. La controparte non è mai magnanima. E concludo dicendo come bisogna essere attenti nel non dar adito a possibili contenziosi. Benissimo, io immagino, ripeto, non so l'avvertenza, dottoressa Zoppelli, non so assolutamente nulla, ma immagino che abbiamo fatto i buonisti, proviamo, invece era meglio non fare i buonisti, perché poi qualcuno approfitta. I vincoli, sarebbe davvero singolare, l'abbiamo detto prima, i vincoli non ci sono più, non si può fare assolutamente nulla, almeno in quei posti, e ci si porta a casa anche 220.000 euro, anche se la norma lo dice, è una norma ingiusta. Grazie. Grazie consigliere. C'è l'assessore Napoli che mi chiede la parola per quel... Beh, naturalmente se ci sono altri interventi vedo che non ce ne sono altri, per cui io darei ugualmente la parola all'assessore. Sì. Prego. No, faccio così un breve cenno, diciamo, di ringraziamento al lavoro fatto dai revisori, almeno, come dire, per la parte che ho condiviso io in questi mesi. Dovevo farlo prima, ma come sempre mi sfugge sempre qualcosa, perché diciamo così, per la loro disponibilità sui tempi stretti che abbiamo avuto in relazione alla mole di lavoro in questi mesi, perché noi abbiamo fatto il bilancio 2015, il consuntivo 2014, il riaccertamento straordinario che poi faremo una delibera già questa sera, e quindi è stato un lavoro molto importante che ha impegnato ovviamente la struttura e gli uffici, e qui ne abbiamo, diciamo così, rappresentanti che, come dire, associo al ringraziamento, perché sono stati periodi, diciamo, molto intensi, molto impegnativi, e anche il collegio dei revisori che ovviamente è stato parimenti coinvolto e come dire, lo ringrazio della disponibilità dimostrata. Ecco, per quanto riguarda
così alcuni punti sollevati. Ecco, il discorso della pista ciclabile deriva da un percorso di carattere giudiziario un po' complicato che, come dire, sul quale io non mi addentro. Eventualmente c'è la dottoressa Costalonga che vi può sicuramente illuminare su questo. Alla fine è stato determinato che un possibile risarcimento di questo danno è stato individuato in 104.000 euro, che sono già stati accantonati, e quindi da questo punto di vista dovremmo essere coperti. Per quanto riguarda i lavori pubblici che il consigliere Sant'Antonio così citava, ecco lì questi lavori, come spesso succede, non è che l'opera pubblica prevista nel bilancio 2014 si fa nell'anno 2014, ma va ad essere realizzata nelle annualità successive, e quindi anche le somme si spostano di anno in anno, quindi non è che spariscono, quindi rimangono agganciate all'opera pubblica. E quindi, diciamo così, quei finanziamenti di quelle opere che sono in corso di progettazione sono state riportate nell'anno 2015. Ecco. Poi il discorso dei residui, ecco, il discorso dei residui lo vedremo successivamente, perché saranno proprio oggetto di una specifica trattazione. L'avanzo per esempio del 2014 era di 5,96,760, di cui fondi vincolati già, diciamo così, quando avevamo fatto una delibera che era quella del 26 del 3 2015, vincolati erano già 4,79,300 e fondi non vincolati 117,460. Questa era un po' la situazione, la fotografia al 26 del 3. Fondi vincolati erano perché abbiamo dei crediti di dubbia esigibilità, ad esempio ruoli IMU, no, su aziende che sono fallite o altre situazioni di difficoltà, e quindi c'è questo accantonamento. Le differenze sull'IMU, che c'è un po' di disordine in questi anni, perché se magari va a leggersi la relazione, quella diciamo al bilancio del 2014, lì avevo fatto proprio che mi è servito a me per capire. No, quella sul bilancio, quella 2014, è proprio il bilancio vero, bilancio di previsione. Lì c'era un po' la storia di tutti questi anni, perché l'IMU ha avuto un percorso, diciamo, schizofrenico in questi anni, ecco. Nel senso che prima c'era la prima casa, dopo è scomparsa, dopo è rientrata, dopo è stata tolta con la compensazione dello Stato, poi la compensazione è sparita ed è intervenuta la Tasi. Quindi c'è un percorso ondivago che è, come dire, chi deve inseguire, diciamo così, queste somme che vanno e vengono fa un po' fatica se non le mette in fila in maniera ordinata. Poi quest'anno, con il bilancio di quest'anno, sono state tolte dall'importo già in origine, già in bilancio, tolta quella quota che lo Stato si prende per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale, che da noi sono 2 milioni e 4 e qualcosa, quindi una cifra importante, mentre negli anni precedenti c'era dentro, quindi sembra che il prelievo diminuisca. In realtà è solo una diversa, diciamo, distribuzione e rappresentazione della distribuzione di queste somme, nel senso che una è il prelievo completo dal quale dopo togliamo qualcosa. Qui invece c'è la rappresentazione solo della parte che riguarda il comune, perché l'altra è stata estrapolata in precedenza, però il prelievo è sempre quello, perché le aliquote sono sempre le stesse e quindi non è cambiato nulla. Rispetto a tutta questa partita qui, la scelta che noi abbiamo fatto per il 2015 è anche quella di tenere tutto fermo, anche perché voglio dire, c'è in itinere, come sappiamo, questa nuova imposta denominata local tax, di cui ancora non sappiamo praticamente nulla di come sarà articolata e come dire, poi dovremo attrezzarci. Quindi
io credo che sulla materia fiscale nel nostro paese, quando troveremo un po' di pace, vuol dire che probabilmente magari siamo o siamo morti o abbiamo raggiunto un equilibrio che ci consente di essere un po' più sereni, insomma, ecco. Grazie. Grazie Assessore Napoli. Visto che non ci sono altri interventi, da un lato invito il dottor De Luca a rispondere per quanto di sua competenza. Vedo però che c'è il consigliere Maset che si è prenotato. Prego, allora la parola al consigliere Maset. Prego. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Io volevo solo fare una richiesta, perché prima ho seguito attentamente il collega De Bastiani quando ha fatto quei ragionamenti là sul dottor Traina, sui meriti raggiunti, sì, sugli obiettivi raggiunti e sul pagamento degli obiettivi. E appunto lui chiedeva ai revisori dei conti un chiarimento. Io vorrei, se possibile, girare le stesse domande che il collega De Bastiani ha fatto al dottor Spessotto e chiedere almeno cosa ne pensa lui di quei ragionamenti fatti. Ecco, e questo è un aspetto. Poi mi è venuto in mente prima, mentre davo un'ultima occhiata così un po' al bilancio, e così per associazione di idee, bilancio, soldi, eccetera, mi è venuto in mente che ormai siamo ai primi di maggio, di fatto, perché lunedì ne avremo 4, quindi. E volevo chiedere all'assessore Napoli, visto che non ho visto ancora movimenti in città per quanto riguarda gli sfalci dell'erba, allora volevo chiedere se avevamo provveduto e se sì, in che termini e quando presumibilmente potremmo avere una regolarizzazione di queste aree pubbliche, sfalci e quant'altro. Grazie. Grazie. Non so se qualcuno vuole rispondere, o Turchetto. Sì. No, volevo fare solo una precisazione al consigliere Sant'Antonio, integrando quello che già ha detto il collega di giunta, l'assessore Napoli, per quanto riguarda le 2 opere pubbliche su cui ha chiesto Lumi. La scuola da Ponta è siamo in fase di affidamento delle ulteriori fasi di progettazione, quindi dell'approfondimento progettuale, diciamo. Per quanto riguarda la piazza Cattedrale, anche in questo caso stiamo completando la progettazione e pensiamo però, anche sfruttando quello che è stato il ribasso d'asta dei lavori sul Museo della Battaglia, di anticipare i lavori dell'impianto di pubblica illuminazione, di riqualificazione della pubblica illuminazione della piazza, che quindi probabilmente riusciamo ad anticipare già quest'estate. Ecco, questo è lo stato preciso, insomma. Grazie. Grazie. Assessore Napoli. Sì. Ma, insomma, il tema sfalci è sempre una roba particolare, perché l'anno scorso abbiamo avuto un anno terribile da questo punto di vista. No, allora, quest'anno abbiamo, diciamo così, perso un po' di tempo, perché... Ma scusi, Presidente, per piacere, stiamo parlando di un bilancio. Io credo che è importante lo sfalcio d'erba, ma mettiamolo in coda. Non penso che il consigliere Masetta abbia urgenza di sapere subito. Se lo sa fra un quarto d'ora, ecco, almeno diamo una logica conseguenza al motivo per cui siamo qua. Quindi, consigliere Costa. il collegio è qua, se qua si fa che cosa, questo spazio. Consigliere, le rispondo subito, sono in attesa di dare la parola al dottor De Luca, non ci sono interventi prenotati, quindi credo che la parola all'assessore Napoli per una risposta molto breve io gliela posso dare. No, ma mi scusi, noi per piacere, noi abbiamo posto delle richieste tecniche al rappresentante del collegio dei revisori dei conti, sì o no? O no? Lei ci ha invitato a questo, quindi spetta a lui, per correttezza nei suoi confronti, dare le risposte di cui è a conoscenza. Se non sa qualcosa, invoca e chiede l'ausilio
dell'assessore competente. Questa è la prassi. Questa è la prassi. Se qua arriviamo allo spalcio, adesso a me viene da chiedere a che punto è lo stato di attuazione, non lo so, di qualcosa in Valle Pisina, ecco, del camping in Valle Pisina. E perché? Vabbè, consigliere Costa, prendo atto della sua richiesta, però non mi sembrava tanto sbagliato. Avrei già risposto. Avrebbe già risposto, insomma, comunque padronissimo di... Certo che avrebbe già risposto, ma non è questo il sistema, è il procedere. Assessore, lei deve completare l'intervento? o ha Sì, finito? no, volevo solo dire che abbiamo perso un po' di tempo perché nel frattempo è intervenuta la normativa sulle assegnazioni degli incarichi MEPA, non MEPA e tutte queste robe qua, e quindi abbiamo fatto una riflessione su questo. Proprio la settimana scorsa il vice sindaco si è interfacciato con l'associazione. Stamattina io ho avuto un colloquio con il direttore, mercoledì mattina abbiamo già fissato un incontro con il gruppo che si occupa di questa cosa per dare il via, diciamo, alla stagione 2015, con la possibilità di fare, diciamo, una convenzione di durata triennale e non più annuale, in maniera un po' più organica e più organizzata. Ecco. Grazie, Assessore Napoli. A questo punto io darei la parola alla prenotazione del consigliere Maset. Prego. Consigliere Maset, lei si era prenotato? Grazie. Lo considero come secondo intervento questo? Sì, ma tranquillamente. No, perché... Allora, se permettete un attimo, non ci sono prenotazioni. Il dottor De Luca mi ha manifestato la disponibilità a fare il suo intervento tecnico alla fine delle richieste. Quando io non vedo prenotazioni, scusate, ma io do la parola al consigliere Maset, prego. Prego Maset. Consigliere. Caro amico, noto, io volevo solo dire questo, era più un intervento per fatto personale, perché l'amico Beppi Costa, no? Quando era in minoranza aveva questo atteggiamento, ma voglio ricordare, non è cambiato, ma sì, ma pensa, allora in minoranza lei, benvenuto, allora, mi fa piacere. No, volevo dire comunque, senza che ti offendi, che quando tu eri comunque in minoranza, interventi fuori tema li facevi normalmente. Ecco, era una tua prassi, non è una mia prassi, ma credevo comunque, infatti ringrazio l'assessore Napoli, che è stato preciso, cortese e gentile, è la risposta di un minuto. Hai perso più tempo tu a fare questo ragionamento che l'assessore Napoli risponde, abbi pazienza. Allora bisogna un po'... Allora, la procedura, d'accordo, però siamo in Consiglio Comunale, dibattiamo di contenuti, io spero, per cui se il contributo di un intervento può servire a dirimere alcune questioni, io lo ritengo ammissibile. Però invito a questo punto il dottor De Luca a prendere la parola e a rispondere per quanto di sua competenza a quanto è stato richiesto. Prego. Allora sì, intanto ringrazio il dottor Napoli per il riconoscimento del lavoro dei revisori. Per quanto riguarda le domande vado per ordine. Le cause, noi abbiamo evidenziato quelle due cause perché sono delle cause dove effettivamente, come abbiamo scritto nel nostro parere a pagina 9, per entrambe le cause il Collegio dei Revisori ha ottenuto una dettagliata disamina da parte dell'ufficio legale, è stato confermato che l'ente sta cercando di raggiungere una transazione per entrambe le cause, per cui a differenza della questione della pista ciclabile, dove bene o male abbiamo un importo abbastanza ben definito, che è 104.000 euro mi pare, 104.000 euro, sì, so dire più o meno, perché inizialmente era 1 milione mi sembra la richiesta della controparte, ma mi pare che ormai siamo prossimi alla definizione della questione legale intorno ai 104, è stato fatto un accantonamento
di 130.000 euro, mi sembra la tutela di questa causa, no? A memoria. La questione è diversa invece per le altre due cause, dove invece abbiamo una transazione che in questo momento l'ufficio legale non è in grado di quantificare, cioè noi non sappiamo più o meno quanto chiuderemo le due cause. C'è una grossa differenza tra le due posizioni ed è per questo che noi abbiamo fatto una raccomandazione, perché mentre da una parte è stato fatto effettivamente un accantonamento, dall'altra parte non c'è nessuna previsione di accantonamenti. Per quanto riguarda transazioni, sì, effettivamente sono delle transazioni da quello che ci è stato detto, cioè dalle informazioni che noi abbiamo espressamente chiesto, ci è stato detto che ci sono delle transazioni in essere, che quindi sta cercando di transare sugli importi. Francamente non abbiamo idea, perché non ci è stato detto a quanto si intende chiudere, a quanto si sta cercando di chiudere. Per quanto riguarda la questione dell'IMU, effettivamente anche noi eravamo rimasti anche un po' incuriositi dal mantenimento, diciamo, pressoché costante del valore dell'IMU, quantomeno così per il lavoro che facciamo vediamo che più o meno l'IMU è quasi, non dico raddoppiata, ma insomma negli ultimi 4 anni è stato un incremento del 70-80% dei valori dell'IMU, no? Facendo le dichiarazioni anche dei clienti ci chiedevamo come mai invece le entrate erano pressoché costanti. In realtà, come ha già giustamente osservato l'assessore, sono stati indicati solo i soldi, diciamo così, passatemi il termine, che rimangono al comune, mentre non sono stati indicati i soldi che se ne vanno allo Stato, per cui i valori sono rimasti pressoché costanti, perché abbiamo 2 milioni, adesso non sono preciso, non so se sono 2 milioni e 6, 2 milioni e 8 che vengono trasferiti allo Stato e che quindi se ne vanno. 2,4, ecco, 2,470, quindi è stato un incremento del 50, no di più, ben di più, un valore importante insomma dell'IMU. Per quanto riguarda i residui, anche qui devo dire che l'assessore mi ha già anticipato una risposta. Effettivamente c'erano dei residui sia attivi che passivi che dovevano essere, diciamo così, almeno parzialmente rivisti. Abbiamo parlato proprio oggi con la ragioneria del comune, insomma si sta cercando anche in questo caso di andare a sistemare, diciamo così, i valori dei residui, anche se effettivamente non abbiamo visto delle cose particolarmente strane o degne di nota. Per quanto riguarda la regolarità dei premi di risultato, io posso solo dire che effettivamente non ci sembra che il comportamento sia stato contrario a una norma specifica o delle norme di legge. Noi non l'abbiamo rilevato questo, prendiamo atto della segnalazione e ci riserviamo comunque di fare un approfondimento sul tema, perché ecco, questo è un po' quanto dovevo dire. Se poi avete delle precisazioni ulteriori da chiedermi, sono qui. La parola al consigliere Costa, prego. Sì, volevo dire che noi, per quanto ritorno sul discorso della pista ciclabile, ripeto, mi auguro che vada in porto l'ultima azione intrapresa dal Consiglio Comunale all'unanimità. Nel caso in cui però quella dovesse andare buca, teniamo presente che quale sarebbe l'impegno, potrebbe essere l'impegno economico che il Comune deve avere presente, e non sono i 105.000 euro, perché i 105.000 euro sono quelli che abbiamo determinato noi col nostro geometra o ingegnere. Controparte valutava 1,3 milioni, uno ed un cubo. Ecco, la mia preoccupazione è questa, cioè giustamente voi il collegio siete rimasti su quelle raccomandazioni per quelle due cause, oltre altre ancora, ma questa non è una causa da poco, secondo me. Ecco, la prima cosa, volevo dire questo. Seconda cosa, ho avuto modo di leggere anch'io alcune carte circa l'indennità e il risultato dal 2005 al 2013 del segretario generale, ho avuto modo di leggerle e non entro in merito a tutto quello che ho letto, ma mi permetto, visto che lei dice che farò degli accertamenti,
che leggo il decreto numero 7 del 6/6/2014, cioè il venerdì prima del ballottaggio, e non entro in merito sulle cifre perché già è stato detto tutto, mi permetto solamente di dare questo riconoscimento previa verifica e raggiungimento dei seguenti obiettivi: assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a tutte le aree e servizi del Comune in ordine alla conformità all'azione amministrativa, leggi, statuto e regolamenti. Lettera A. E questi sono i compiti tipici del segretario comunale, che poi tra l'altro era anche titolare di 6, 7, 8 uffici del personale, ragioneria, attributi, perché era bravo, era bravissimo, non bravo. Sì, in effetti se raggiungeva un reddito da 180.000, costo 180.000 euro nel 2011, oneri compresi qua in questo comune, più indennità per segreteria e comunità montana e quant'altri, andava oltre i 200.000, io sono contento per lui, sempre contento per lui. Non sono contento, cioè non convengo con chi glieli dava. Secondo, i motivi: capacità di sovrintendenza e coordinamento delle funzioni, che non sono altro che i compiti del direttore generale, articolo 102,1 del TUEL, e il primo, assistenza e consulenza, l'articolo 97,2 del, quindi erano compiti prettamente di istituto. Ecco, chiuso queste due cose, dopo il segretario potrà dare la sua. Terza, chiudo, basta. Cioè, niente, volevo dire che Alberto stasera quando vai a casa non potevi dire a tua moglie ho lavorato tanto, perché qua hai trovato tutto che ti ha anticipato nelle risposte. Grazie. La parola al consigliere Botteon Adriano. Sì, grazie. Un piccolo intervento in merito alla questione sollevata dal consigliere Alessandro De Bastiani, che è un'osservazione che sicuramente noi, quindi io, il consigliere Costa e il consigliere De Bastiani, condividiamo in pieno nel merito, perché riteniamo il comportamento palesemente irregolare, quello tenuto dal precedente segretario comunale. In merito penso che possiamo attivarci anche noi come consiglieri comunali, quindi la proposta che potremmo fare è quella di stimolare una riunione. Purtroppo non è presente il presidente Marco Dus della prima commissione consiliare, affari istituzionali, affinché si riunisca e magari convocando anche personale esperto, quindi il comitato di valutazione, perché ora esiste un comitato di valutazione. Sicuramente la mancanza di terzietà con un comitato composto da una sola persona, qual era il precedente segretario comunale, che si è fatto il premio come ha voluto, è una cosa che sicuramente tutti vorrebbero, ma che non dovrebbe esistere, specialmente in ambito pubblico, e quindi convocando il comitato di valutazione per cercare di capire, di approfondire la questione e anche le possibilità di azione, perché sicuramente la richiesta quindi che facciamo all'amministrazione è quella di, dopo aver approfondito la questione, intervenire anche se possibile per cercare di recuperare questi premi. Grazie consigliere. La parola al consigliere Fasan, prego. Grazie Presidente. Per fortuna che ci sono le telecamere e Lorenzo Traina potrà vedersi anche da casa, probabilmente ci starà anche vedendo, così potrà tutelare la sua immagine dicendo che qualcuno ha detto che ha fatto delle cose profondamente irregolari. Mi auguro che si vada a fondo di questa cosa. La ringrazio. Consigliere De Bastiani. Fasan, le telecamere potevate metterle ancora voi, no? Così tutti quanti avrebbero visto tutti quanti già. Sì, sono un po' imbarazzato dalla risposta, dalla non risposta del revisore dei conti.
imbarazzato ma non stupito, visto che sto aspettando da un anno un'altra risposta inviata al Presidente di cui attendo risposta. Devo dire che ne abbiamo fatto l'abitudine, perché non so Costa quante risposte stia aspettando ha rinunciato, ecco. E devo dire che non mi tranquillizza. Io adesso dovrò decidere se votare o se astenermi, perché voglio dire, io ho posto delle questioni alle quali non è stato risposto, ma non dico puntualmente, non è stato risposto neanche così, a grandi linee. Quindi probabilmente io farò un voto di astensione, chiamiamolo costruttiva, che ha più un valore dimostrativo, e in attesa che la questione venga approfondita, appunto magari in sede di commissione. La parola al consigliere Carnellos per il secondo intervento. Consigliere, prego. Il dibattito ha preso un andamento sgradevole, consentitemi. Quando si parla di persone assenti, di solito non se ne parla. E è davvero singolare che invece di guardare al futuro, qualcuno si volti indietro. Gli succederà come Lot, che rimarrà di sale. Credo che in un bilancio consuntivo, che quindi dal punto di vista tecnico, la fotografia di atti amministrativi e contabili esistenti, noi non facciamo altro che fare, dicevo appunto, i fotografi. Fra l'altro ci limitiamo a recepire atti esistenti. E qui vorrei ricordare ai colleghi che gli atti amministrativi godono della presunzione di legittimità. È vero, qui viviamo in un'Italia in cui tutti, non solo gli avvocati, fanno gli azzeccagarbugli, e quindi probabilmente invece di amministrare, talvolta qualcuno preferisce fare l'azzeccagarbugli. Vedremo sti garbugli. Mi sento di dire una cosa, che se le capacità di funzionari si misurano da quello che è il cursus honorum, mi spiace, ma chi è stato citato non ha altro che lauree e 110 lode. Qualcuno non le ha. Quindi, prima di, come si può dire, mestare nel torbido, o evocare fantasmi, o avere revanchismi di quinquenni passati, non si fa così, non si fa così, non nell'aula istituzionale. Se si hanno dubbi, se si hanno carte, perché non utilizzarle a tempo debito? Perché sollevare sospetti? Perché mettere sulla gogna? Perché peraltro ci è stato detto una certa cifra
si è parlato genericamente di funzionari, dirigenti, e si è fatto un nome. Bah, anche questo modus procedenti è retro. Mi spiace. È vero, la classe non è acqua, ma c'è chi classe non ne ha. Grazie. Grazie consigliere. Vedo che non ci sono altri interventi, quindi io a questo punto sì, un attimo solo, visto sì, appunto, io aspetterei ancora un attimo per vedere che non ci siano altre domande tecniche. La inviterei a aspettare ancora un attimo, dottor De Luca. La parola al consigliere Costa. No, c'è da Re prima. No, c'è prima Costa. Cedo la parola da Re. Aspetto. Vabbè, come vuole, però lei era nell'ordine. Vabbè. Da Re, prego da Re. Chiedo scusa. Eccolo qua. No, è una domanda così tecnica, no? E siccome c'è questo accantonamento per quanto riguarda la pratica Mognol, che è di 221.000 euro, e quindi questi sono soldi che vengono tolti dal bilancio comunale, cioè vengono accantonati, non si possono utilizzare appunto perché c'è questa causa in corso. Però mi ricordo che c'è la sentenza, cioè scusi, un parere legale da parte dello studio Domenichelli a firma dell'avvocato Zago, che io andrei anche a leggere, perché vorrei capire perché l'amministrazione comunale non ha fatto sua questo parere legale, perché è un parere legale secondo me importante, che dava quindi la possibilità di resistere nei confronti degli espropriati in maniera tale da poter liberare delle risorse che potevano essere utilizzate all'interno del bilancio comunale. Vado a leggere, no? Lascio stare la prima parte perché diciamo, ma nella seconda parte così recita, no? In buona sostanza il TAR Veneto ha riscontrato l'illegittimità del ricorso alla procedura di variante ordinaria avviata dall'amministrazione con la deliberazione 21/2013, in quanto non consentita, risultando questa disposta la terza reiterazione. Ha ritenuto tale deliberazione non sufficientemente motivata in relazione alle ragioni che per tale variante ordinaria, cioè genericamente riferita alle previsioni dello strumento urbanistico generale, risultavano il pregiudizio del diritto dominicale dei ricorrenti, non ha riscontrato altro profilo di illegittimità idoneo a inficiare la validità della successiva variante speciale, cioè riferita all'opera pubblica nel frattempo, settembre 2013, approvata dall'ANAS e della stessa trasmessa all'amministrazione comunale. Non ha riscontrato alcun profilo di illegittimità idoneo a inficiare la deliberazione del 2014 che non può risultare in alcun modo viziata in via derivata dalla illegittimità della deliberazione del 21/2013, in quanto totalmente estranea a quest'ultima. Non ha riscontrato alcun profilo di illegittimità, o meglio, ha omesso ogni violazione di pronuncia in ordine il motivo dedotto a dei ricorrenti. In ordine alla deliberazione CDA dell'ANAS 12/9/2013. Alla luce di tali oggettive e incontestabili considerazioni si deve concludere, per l'attuale piena validità ed efficacia del vincolo espropriativo disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale 27/2013
GP1/2014, nonché per la piena validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità derivante in base alla legge e all'approvazione dell'ANAS del progetto. Eventuali rilievi e contestazioni dovranno essere necessariamente oggetto di censure da porsi in sede di impugnazione da parte dei ricorrenti ed ottenere un positivo riscontro da parte del giudice d'appello. Io vorrei capire perché non avete fatto propria questa dello studio. Questo parere è un parere che secondo me andava veramente a, diciamo, a mettere in sicurezza, diciamo, l'operato dell'amministrazione comunale, chiunque essa sia. Grazie consigliere Darè. Io chiedevo però di fare le domande tecniche al dottor De Luca, così possiamo liberarlo, ma questa non è sicuramente una domanda a cui può rispondere il dottor De Luca. Non so, se ci sono altre domande tecniche inviterei a farle. La parola al consigliere Posocco. Questa non è tecnica. Ecco, se ci sono... No, non ho una domanda tecnica, quindi... Questo è il secondo intervento. Sì, il secondo intervento. Sì. Ecco. Ok, prego, a lei la parola. Sì, ricollegandomi a quello detto dal consigliere Darè, vorrei un chiarimento perché non riesco a capire. C'è riguardo alla causa Mognol una sentenza che secondo l'avvocato del comune risulta favorevole al comune. Se il comune, in questo caso credo lei signor sindaco, non si fidava di questo parere, avrebbe potuto fare ricorso e non l'ha fatto, giusto? Quindi presumo che sia d'accordo con quanto detto dall'avvocato, dal parere dello studio che segue il comune. Detto questo, allora io vorrei capire l'entità, i termini, se si può, perché non lo so, se si può sapere che tipo di transazione sta conducendo il comune e se appunto, visto che il ricorso non è stato fatto, visto che tutto sommato siete sicuri che la sentenza sia a favore del comune, se era opportuno fare questa transazione. Volevo solo capire come anche funziona perché non sono i miei, non ho conoscenza in questo campo. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Costa. Prego. Sì, grazie, ma l'ultima riga che ha letto lei, consigliere Darè, mi sembrava che dicesse motivazioni e valutazioni da far valere in sede di appello. Cioè nel senso che l'avvocato dice fate ricorso al Consiglio di Stato. No, io non l'ho mai letto, eventuali dovranno essere oggetto di... grazie. Di ottenere positivo riscontro da parte del giudice di appello. Quindi io mi aggrego la mia valutazione leggendo questo, ecco se dopo me la manda mi fa un piacere, la ringrazio, mi sono sempre posto il problema perché l'amministrazione non ha ricorso al Consiglio di Stato. Chiuso l'argomento. Il mio intervento era solamente un riferimento, voleva essere non tanto tecnico verso il rappresentante del collegio dei revisori, perché mi pare che il discorso tecnico sia stato chiuso e qua siamo in sede di intervento. Io volevo solamente riferirmi al precedente intervento dove è stato detto se la classe non è acqua, puntini puntini, però io dico anche che forse a qualcuno può anche capitare di prendere fischi per fiaschi, perché la frase è sgradevole, la situazione è sgradevole perché si parla di persone assenti, vuol dire non aver capito il problema, cioè essere entrati in un piano ben diverso da quello che è questo attuale, che è un piano politico, un piano essenzialmente di gestione amministrativa. Noi abbiamo parlato sempre di carte, di atti amministrativi che abbiamo letto. Atti amministrativi che sono firmati, dove c'è tutta una descrizione di cose e di comportamenti
e di comportamenti che noi non condividiamo. Certo che vi è la presunzione di legittimità dappertutto, anche all'Expo, anche al Mose c'è la presunzione di legittimità, dopo sappiamo in tante altre cose, con l'ANAS, con un presidente che si è dimesso, così via, tutte presunzioni di legittimità. Dopo però sta a vedere, sì, adesso non voglio fare paragone tra il Mose e noi, sia ben chiaro, ma faccio per dire che la presunzione di legittimità è un principio, dopo però col tempo va a cozzare contro la realtà che veniamo a conoscere dalle iniziative dei giudici. E poi è sgradevole, perché sollevare ora che la persona non c'è? Beh, non è che dobbiamo aspettare che questa persona rientri. Ripeto, abbiamo sollevato tutte le nostre perplessità e anche sospetti leggendo le carte di cui siamo venuti in possesso, caro consigliere, siamo venuti in possesso 3 mesi fa, 5 mesi fa, non l'avevamo visto. Se lei è stato un attimo attento, la carta che le ho letto era del 6 giugno 2014, l'antivigilia del ballottaggio. Cerchi di fare qualche collegamento. Quindi le carte e le osservazioni si fanno quando si hanno le carte che possono essere lette. Se vuole di richiesta di documentazione, di trasparenza, ne ho parecchie, ma le ho messe tutte da parte, non so neanche se le ho buttate via, credo anche di averle buttate via. È che comincio già a averne anche qualcuna per l'attuale amministrazione, che lascio lì, ma non mi auguro che le cose cambino con il tempo. Quindi noi abbiamo proceduto essenzialmente su documenti scritti, firmati, e le nostre critiche, l'ho già detto nell'intervento, probabilmente lei era distratto, a me non interessa che lo Traina prendesse quell'importo di 200.000 o 100.000 di reddito annuo. Affari suoi, sono contento, perché no, questo mica sono invidioso, sono contento, felicissimo. La mia censura va a chi glieli dava, con motivazioni che a leggere, ho già detto, sono solamente compiti d'istituto, erano compiti d'istituto, di come segretario generale, come direttore generale, carta canta e basta leggere, dopo si capisce. Grazie. Costa mi deve perdonare perché ho sbagliato i tempi, non era arrivato alla fine, quindi aveva ancora tempo. No, dai. Vedo però che non ci sono domande tecniche, quindi io aspetto ancora un attimo, ma poi cerco di... Se non ci sono domande tecniche, io... Allora, la parola al consigliere De Bastiani, vediamo... No, io non ho domande tecniche, ma visto che siamo in fase di considerazioni, volevo farne una anch'io. Allora, mi è venuto in mente un famoso proverbio veneto, un proverbio che il popolo conosce bene, quel popolo che di cui certi politicanti si fanno paladini, e dovrebbero conoscerlo anche loro. Il proverbio recita così: can no magna can, che tradotto in politica si chiama consociativismo. È il male dell'Italia, è quello che ha ridotto la nostra povera nazione a questo stato. Purtroppo qualcuno non si rende conto invece che i tempi stanno cambiando, la politica sta cambiando e qualcuno pensa ancora di praticarla come appunto con i canoni della vecchia politica. Grazie, quindi io a questo punto ringrazio il dottor De Luca per la sua presenza e per la sua competenza. Grazie e arrivederci.
La parola al consigliere Botteon. Grazie Presidente. Allora, intanto volevo, non l'ho fatto prima, volevo fare i complimenti agli uffici perché il Comune di Vittorio Veneto è riuscito a rispettare la scadenza del 30 aprile 2014 per il consuntivo e sicuramente è stato un gran lavoro e quindi sicuramente il ringraziamento da parte penso che vada da tutto il Consiglio Comunale, sicuramente da parte della maggioranza. Vi sono comuni che non sono riusciti a rispettare questa scadenza, che è una scadenza imposta, meno male direi io, dal governo, perché effettivamente l'Italia era ora che si conformasse con quelle che sono le direttive europee di omogeneità dei bilanci. Bene, quindi raggiunto questo obiettivo, quindi complimenti anche all'assessore ovviamente, all'assessore Napol. Una solita osservazione che va fatta, e così riporto anche alcune osservazioni venute dalla Commissione Bilancio che presiedo. L'indebitamento, quando si parla di indebitamento, mancano sempre i 10 milioncini di euro dei derivati e da questo punto di vista informo che la Commissione Bilancio ha deciso di riunirsi prossimamente per affrontare il tema, visto che c'è anche l'invito a dedicarsi al futuro, proprio per capire quali sono le possibilità di rinegoziare, di cancellare, meglio di trasformare in qualcos'altro questi derivati, di liberarsi da questi derivati che purtroppo tolgono il fiato sia all'amministrazione nei prossimi anni, ma soprattutto a quelle future da qui al 2018, e quindi se è possibile mettere mano per appunto avere un futuro un po' più tranquillo per il futuro della nostra città. E quindi prossimamente vi sarà questa riunione, si prenderà a carico la Commissione Bilancio di affrontare il tema dei derivati. Per quanto riguarda, giusto una risposta sulla domanda perché sollevare la questione, la mia risposta è perché la ritengo anche, ma eticamente giusto e doveroso affrontarla. Quindi se vi è stato un comportamento irregolare, è giusto che chi ha fatto questa, è responsabile di questo comportamento irregolare, se ovviamente verrà approvato, ne risponda. Invito il consigliere De Bastiani, che ci sta pensando a votare comunque il bilancio consuntivo, perché il bilancio consuntivo è un atto tecnico e sicuramente non cambia il fatto che se ci sono stati appunto delle irregolarità, chi avrà firmato i provvedimenti di attuazione ne risponderà, quindi credo che il nostro voto positivo al bilancio e al lavoro che è stato fatto agli uffici vada sicuramente, pur ovviamente confermando le perplessità su queste operazioni, debba essere dato. Se il Presidente mi concede un minuto di deviazione, visto che c'è stata qualche deviazione, purtroppo il consigliere Darè è uscito, ma approfitto con i consiglieri della Lega. È stata la settimana del 25 aprile. 25 aprile 2014, visto che si parla del 2014, il sindaco era Gian Antonio Darè e i consiglieri di minoranza erano presenti alla manifestazione, perché la nostra città è città medaglia d'oro per la resistenza e perché i valori della resistenza sono sicuramente valori condivisi da tutti quanti. E quindi eravamo presenti e abbiamo anche applaudito il sindaco quando ha difeso e sottolineato l'importanza di questi valori. Ci sarebbe piaciuto che anche la Lega fosse presente quest'anno e anche l'ex sindaco fosse presente alla manifestazione. So che adesso avete cambiato, avete rinnovato la segreteria, io mi auguro da segretario, quindi del Partito Democratico, di avviare un rapporto con la nuova segreteria, quindi della Lega, così come con le altre segreterie di Vittorio Veneto, perché appunto ribadire che certi valori vanno difesi in tutti i modi, quindi sarebbe bello anche in occasione dell'anno prossimo che anche la politica facesse la sua parte e cercasse in tutti i modi di onorare, anche la politica, anche i partiti, quindi non la politica, cercassero di onorare la data importantissima e di cui dobbiamo cercare di essere degni.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Carnellos, prego. Sì, mi riallaccio a quello che diceva il collega De Bastiani sulla politica. Ha ragione. Siamo in una nuova politica, per fortuna. L'Italia cambia verso e guarda avanti. Dichiarazione. E nell'Italia che cambia verso non c'è posto per i Ponzi Pilati. Sì, sì, no, no. Bianco è bianco, nero è nero. Poi sa, se la politica vecchia era rappresentata dalle astensioni, dalle commissioni, dai gruppi di studio, dai gruppi di lavoro, beh, la lasciamo ad altri. E sa perché questa è la politica nuova? Per una ragione semplice. Perché quando si dice sì sì o no no, si dimostra coraggio. E mi viene in mente Alessandro Manzoni. Ho il coraggio, uno là, ma di Don Abbondio, che di coraggio non ce n'hanno. La prima Repubblica era piena, mi auguro che la seconda invece non lo sia. Qualche residuo di Don Abbondio c'è, ce lo teniamo e importante è guardare avanti. Io comunque non mi asterrò. Grazie. Considero questo suo intervento come una dichiarazione di voto, ok? La mia? Certo. Mi consigli come vuole, Presidente. Sì, no, no, in termini, lo dico in termini positivi. Certo, è il suo terzo, esatto. Infatti. Consigliere, dare a lei la parola. No, in maniera telegrafica, consigliere Botteon. Allora, per quanto riguarda il 25 aprile, lei sa benissimo la mia posizione a riguardo, però le voglio ricordare che in una celebrazione in Piano Cansiglio di 2 anni fa, quando come sindaco ho rappresentato la città, e quella manifestazione di settembre rappresenta così il ricordo del rastrellamento del 44, le voglio ricordare che mio padre è stato un protagonista di quel rastrellamento e quando io ho avuto la parola come sindaco sono stato fischiato da tutti i suoi compagni che erano presenti. Ci sono testimoni, ci sono video di tutto questo e mi permetta, credo che su questo punto di non avere mai smentito e di essere mai contraddetto dai fatti. Sono stato fischiato, sono stato accompagnato dai carabinieri alla macchina, per cortesia. Allora lei capisce che se qualche volta rimango a casa probabilmente ho una buona motivazione. Grazie consigliere Darei. Non ci sono telegrafico è il secondo intervento del consigliere Sant'Antonio, dopodiché do la parola alle dichiarazioni di voto e chiudo il dibattito. Prego. No, dico, la politica cambia verso, ha detto il consigliere Carnellos, secondo me non cambia verso né in passato né al presente e mi riallaccio alla causa di cui abbiamo parlato precedentemente di Mognol. Trovo, secondo me, alquanto imbarazzante che una giunta, scusate se... vorrei che si sentisse se fosse... No, prego, la stiamo ascoltando. Trovo alquanto imbarazzante andare a trattare per una transazione finanziaria in qualche modo con un ricorrente che ha una causa con il comune e che è parente di primo grado di un assessore della giunta stessa, cioè non riesco a capire, voglio dire, gli intrecci di questa vicenda. Grazie. Grazie consigliere Del Voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Saracino.
Non posso che elogiare gli interventi fatti dal consigliere Costa e De Bastiani, e visto le non risposte che sono state date mi asterrò a questa votazione. Grazie. La parola al Sindaco che mi chiede grazie, un attimo l'intervento. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Darè. Nulla questio su quello che è il parere che ha dato l'avvocato Zago dello studio Domenichelli relativamente al ricorso intervenuto rispetto alle varianti 21 e 27. Quel parere, vado a memoria, che lei ha letto è relativo a quella causa presente al TAR, per cui il Tribunale si è pronunciato rispetto alla variante 21 che era ordinaria e alla variante 27 che invece era quella speciale. La causa invece relativa alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio è un'altra cosa, cioè non riguarda. Vabbè, lei ha quell'opinione. Allora la causa è intervenuta dopo la causa di cui si parla sulla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, è intervenuta dopo quel parere dell'avvocato Zago, punto. Quindi il parere dell'avvocato Zago non può essere relativo a per quanto bravo, non è preveggente. No, ma scusi, ma non è questo. No, ma scusi, ma stiamo parlando. Collega, stiamo parlando di due cose diverse. Non è c'è il coraggio o non c'è il coraggio. Il parere che lei ha letto è relativo alla causa avanti al TAR contro la variante 21 e la variante 27. Punto. L'argomento invece di cui è stato chiesto, quella che è citata nella relazione dei revisori come causa Zoppè e poi causa Mognol, è relativa ai danni da reiterazione del vincolo. È un'altra cosa rispetto al parere che lei ha letto, punto. Prego? Ma scusi, ma sta riferito a cosa? A quella di cui ha parlato il sindaco prima o a questa? Cioè a causa Mognol? Da parte 221.000 le ho chiesto, c'è la possibilità di fare ricorso? Ma siamo in causa, non c'è la possibilità di fare ricorso, siamo ancora in causa, punto. Ah, ok, siamo ancora in causa, sì, perfetto. Ok, adesso allora, ho colto. chiarito questo, dichiarazione di voto, prego. Una precisazione da parte del segretario. Breve risposta al consigliere Masetto. Sono vicende che non mi sono note, sono intervenute prima del mio arrivo. In questi giorni mi è stata sollevata la questione e ho già chiesto all'ufficio personale una relazione per capire e conoscere la questione. La parola al consigliere Botteon, dichiarazione di voto, prego. Sì, voto positivo da parte del Partito Democratico per le motivazioni espresse in precedenza. La parola al consigliere Fasan. Il voto della Lega Nord sicuramente e coerentemente negativo. La parola al consigliere Maset, prego. Grazie Presidente, anche il voto del gruppo Toni Darè è sicuramente contrario. Su questo punto io ringrazio il segretario della precisazione che mi ha fatto e vorrei chiedere una risposta scritta in merito. Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, per cui do per letta la delibera e metto ai voti il punto numero 3 all'ordine del giorno. Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014, approvazione. Gli scrutatori mi daranno una mano, siamo 16 presenti. Allora, favorevoli?
Contrari? 5. Astenuti? Quindi 5 contrari, 11 favorevoli, 11 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti, De Bastiani e Saracino, quindi no, ce n'è uno in più, ce n'è uno di troppo, sono 10. 9. 2, 16, esatto, anch'io ne avevo contati 9, quindi 9 favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti, è approvato. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 9 favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni. Approvato. A questo punto, come anticipato, approvata anche l'immediata eseguibilità. A questo punto, come anticipato in riunione dei capigruppo, il Consiglio Comunale viene sospeso qualche minuto per consentire alla Giunta Comunale di approvare la revisione straordinaria dei residui, che secondo la norma specifica deve essere contestuale. Il tempo, io direi, il tempo che la Giunta si riunisca, 3 minuti, 3-4 minuti, non di più. Specifico solo che questa è una situazione transitoria che avviene solo quest'anno perché c'è appunto l'anno di passaggio tra il vecchio sistema di contabilità e quello nuovo. Allora, do la parola al segretario per l'appello. Botteon Adriano, Canelos Graziano, Costa Giuseppe, Dare Gian Antonio, Darcier Caterina, De Bastiani Alessandro, anche lui arriva, De Valier Fabio, Dus Marco, vale quanto già detto prima, sente giustificato, Fasan, Fiorin, Maser Giuseppe, Posocco Gianluca, Sant'Antonio Paolo, Saracino Matteo, Sonego Elisa, Tocchet Silvano, presente. Tonon Roberto. Se Costa nel frattempo è arrivato, siamo a 16 con 16 presenti su 16. Parola al sindaco Roberto Tonon, prego. Sì, grazie.
Faccio una comunicazione e trasmetto quanto segue al Consiglio Comunale relativamente al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'articolo 3,7 del decreto correttivo integrativo del decreto legislativo 118/2011. Richiamato l'articolo 3 del decreto correttivo integrativo del decreto legislativo 118/2011, il quale stabilisce al comma 7: al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1 gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato numero 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 al riaccertamento straordinario dei residui. Al comma 8, l'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. Dato atto che il Servizio Finanziario ha provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulla base del principio applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del decreto correttivo ed integrativo del decreto legislativo 118/2011, abbiamo il seguente risultato. Risultato di amministrazione il 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014 appena approvato, 596.760,69. Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, 762.737,10. Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, 1.704.443,65. Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili, 3.760.261,95. Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili, 8.770.196,39, che danno un fondo pluriennale vincolato, un risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui pari a 1.538.467,24. Grazie. Grazie Sindaco. Punto numero 4 all'ordine del giorno, piano di razionalizzazione delle società partecipate, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 numero 190. La parola all'assessore Turchetto per illustrare il provvedimento. Prego. Grazie Presidente. Allora, con questo punto all'ordine del giorno andiamo a si propone all'approvazione del Consiglio appunto il piano di razionalizzazione delle società partecipate. È un piano che discende dopo il piano Cottarelli, documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario della Spending Review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 ha imposto agli enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro la fine del 2015. Quindi, in conseguenza di questo disposto normativo, è stato redatto un piano appunto di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune. Questo piano si si sviluppa in quattro capitoli. Vi è una introduzione generale che spiega le finalità, l'attuazione e le finalità istituzionali del piano, un secondo capitolo che che effettua una disamina di quelle che sono le partecipazioni societarie dell'amministrazione comunale, sia le partecipazioni dirette che quelle indirette. Vi è poi un terzo capitolo nel quale si analizzano in dettaglio tutte le partecipazioni dirette del nostro comune e un quarto capitolo
nel quale vengono elencate quelle che sono appunto le misure di razionalizzazione da intraprendere da parte della nostra amministrazione comunale. Io sintetizzerei semplicemente quelle che sono le società partecipate direttamente dal Comune di Vittorio Veneto e poi andrei a sintetizzare appunto quelle che sono le misure di razionalizzazione. Quindi la nostra amministrazione partecipa direttamente al capitale della Vittorio Veneto Servizi SPA con una quota del 100%, ATM Servizi SRL con una quota del 100%, Piave Servizi SRL con una quota del 5,99%, Servizi Idrici Sinistra Piave SISP SRL con una quota dell'8,99%, la società Galla Altamarca Trevigiana SCARL con una quota del 2,33%, Mobilità di Marca SPA con una quota del 3,02%, Intermodale Vittoriese SRL con una quota del 9,44%, società Asco Holding SPA con una quota dello 0,485%. Ecco, queste sono le società per le quali il Comune di Vittorio Veneto partecipa direttamente al capitale. Le misure di razionalizzazione che sono appunto elencate al capitolo 4 del piano prevedono in buona sostanza il mantenimento delle partecipazioni in tutte le società, fuorché per quanto riguarda l'ATM Servizi SRL, per la quale invece è prevista la dismissione della società. Vado a leggere le motivazioni. La società è composta da un solo amministratore e priva di dipendenti. Questa era una delle caratteristiche che dovevano avere le società partecipate per partecipare appunto al processo di dismissione, secondo appunto la norma citata in precedenza. E poi la seconda motivazione è che è non direttamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. La dismissione della società è però subordinata all'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia per garantire la convenienza nonché la sostenibilità finanziaria dell'operazione. Ecco, in sintesi questa è la previsione del piano. Grazie. È aperto il dibattito. Prego. La parola al consigliere Sant'Antonio. Solo una domanda sulla società intermodale vittoriese, che è previsto il mantenimento della partecipazione. Volevo capire le motivazioni, in quanto si tratta di una società che è in perdita da 3 anni, 4, e volevo capire un attimo le strategie relative al fatto che l'amministrazione consente quindi di dare fiducia a questo tipo di società. Quali sono i piani di sviluppo, quali sono i piani industriali, quali sono i piani strategici. Grazie. Consigliere Carnelos, prego. Sì, dunque, credo che la proposta della Giunta sia, e sottoposta appunto al nostro esame, sia sicuramente condivisibile, e mi fermo solo su 2 aspetti. Il terzo era quello dell'intermodale e qui, a dire la verità, sarebbe bello fare così una ricostruzione storica del perché dell'intermodale, e purtroppo sotto certi aspetti quella vicenda conferma un po' la mia idea, cioè quella che talvolta i privati chiedono il soccorso del pubblico mostrando, come si può dire, la bontà della scelta, ed allora era una buona scelta quando è stata fatta, credo un quindicennio fa, un decennio fa, perché aveva come motori propulsori proprio 2 realtà produttive esistenti a San Giacomo, fiorenti, diciamo
proprio, come si può dire, un fiore all'occhiello di quello che è il tessuto produttivo della nostra realtà. Peccato che successivamente, dopo la costituzione della società, dopo le traversie per arrivarci, quelli che dovevano essere i maggiori fruitori di quel servizio e che erano stati i motori propulsori della società, abbiano deciso di far altro, di rivolgersi ad altri e quindi, come si può dire, di essere in tutt'altre faccende affaccendati rispetto che occuparsi di quella creatura di cui avevano chiesto la nascita e avevano fatto da incubatori. Quindi sotto questo aspetto probabilmente, non lo so la risposta, ma credo che il mantenimento per il momento sia per verificare la possibilità di ottenere il credito che il Comune di Vittorio Veneto ha nei confronti dell'intermodale. Metto da parte quindi questa questione. Secondo aspetto, credo anch'io che la Vittorio Veneto Servizi SRL sia opportuno di smetterla. Sotto questo profilo ripeto quello che ho detto in commissione, fermo restando i vincoli fiscali, è chiaro che bisogna fare i conti anche con quello. Probabilmente, secondo me, la strada migliore, e chiedo appunto alla Giunta di studiarne la fattibilità, sia quella della incorporazione di Vittorio Veneto Servizi SRL in Vittorio Veneto Servizi SPA. Si potrebbe obiettare, potrebbe essere cosa? Cosa? Sì, scusa, ATM, scusatemi, ATM Servizi, scusate. Di ATM Servizi in Vittorio Veneto Servizi SPA. E questo aspetto secondo me è positivo da un lato perché ingrandiamo, come si può dire, il focus di ciò che Vittorio Veneto Servizi, si parla di servizi al plurale, quindi non si occuperà più solo della farmacia, ma chiaro che dite effettivamente c'è l'immobile in pratica di ATM Servizi, che però svolge un servizio a favore di MOM. Quindi sotto questo aspetto credo che ci siamo nell'ambito della finalità di Vittorio Veneto Servizi. Ultima questione che mi sento di sottolineare, la scelta di mantenere la proprietà della quota in Asco Holding, sì, in Asco Holding. E sotto questo aspetto credo, almeno dal mio punto di vista, una scelta meritoria che va in controcorrente rispetto a notizie che ho letto sulla stampa che hanno portato altri enti locali per far cassa a vendere un gioiello di famiglia come è Asco Holding. Anzi, se ci fosse la possibilità, io tenderei di incrementare in Asco Holding. È vero, capisco l'ottica di chi dice vendo e faccio cassa, perché pensa solamente al contingente, pensa solamente alla sua amministrazione, non mi ferma sempre me, Presidente. Ad altri dice anche che gli mancano i minuti. Quindi, sotto questo... Allora la campanella non me la suoni quando scade il minuto. Perché, sarà anche perché sono abituato io a suonare le campanelle e sentirmi suonare le campanelle a me mi dà fastidio. La prossima volta porteremo una campanella. No. Faccio a mo' di battuta, ovviamente, per, come si può dire, rendere meno così pesante il discorso. Finisco e ho proprio finito. Quindi sotto quell'aspetto davvero Asco Holding
è da tenere, perché non dobbiamo pensare al contingente, non dobbiamo pensare a far casta e chi verrà dopo s'arrangi, anche perché sotto questo aspetto forse sono di vecchio stampo e penso sempre come un padre di famiglia non svende oppure non si libera di gioielli di famiglia in modo che possano passare di generazione in generazione, così noi come comune, da buon padre di famiglia, quelli che sono i gioielli di famiglia è meglio tenerseli e non venderli. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Darè, prego. Sì, mi vede abbastanza in linea con tutto quello che ha detto il consigliere Carnelos. Bisogna ricordare che l'Intermodale è una società fatta tra il Comune di Conegliano e il Comune di Vittorio Veneto. Il Comune di Conegliano ha già manifestato l'intenzione di disfarsi di questa cosa. Siccome il tutto è nel territorio vittoriese, forse è il caso di pensare ad acquisire quella quota che poi ha un valore per quello che è, in maniera tale di avere la disposizione dell'area e quindi avere anche delle decisioni proprie che possono essere proprie all'interno del Comune di Vittorio Veneto. Ritengo che l'area sia strategica, sicuramente non ha avuto lo sviluppo che doveva avere perché le grandi energie economiche che dovevano svilupparla purtroppo hanno avuto offerte estremamente vantaggiose. Parliamo della Sangalli Vetro che chiaramente ha aperto un grande stabilimento a Manfredonia che adesso magari ha qualche difficoltà. Però è anche vero che la Sangalli Vetro ha aperto un grande stabilimento a San Giorgio di Nogaro e quindi fa la stessa produzione di Manfredonia e quindi è mancato quello che era il motore e soprattutto il propulsore che ha dato vita a questa iniziativa. Però secondo me siccome la zona industriale Conegliano Vittorio Veneto ha secondo me delle capacità estremamente importanti, ha delle aziende che sono veramente molto forti anche perché diversificate, non è un monocolore di lavoro, non è come la zona del mobile di Brugnera e quant'altro, abbiamo cose diversificate. Penso che quell'area possa essere strategica soprattutto pensando a un'amministrazione lungimirante, cioè dobbiamo capire che è un momento difficile, ma anche i momenti difficili poi possono passare, quindi io darei un occhio di riguardo per quella che è l'intermodale, soprattutto se Conegliano la dismette, facciamoci carico, attenzione che non possiamo dismettere l'intermodale perché noi abbiamo un finanziamento da parte della Regione del Veneto che se noi dismettiamo questo dobbiamo risarcire, quindi è un qualcosa che è sul nostro comune, ce lo teniamo, cerchiamo di capire con quale formula possiamo eliminare gli altri soci e poi avere un'area che sicuramente può essere gestita interamente dal comune di Vittorio Veneto. Questo è il mio pensiero, non so se è condiviso o meno, però penso che una riflessione fatela. Grazie consigliere Darè. La parola al consigliere Botteon, prego. Sì, grazie Presidente. Una volta tanto credo che sia anche doveroso quando succede evidenziare gli aspetti positivi di una legge nazionale, cioè la legge di stabilità 2015, quando impone ai comuni l'obbligo di razionalizzare le società partecipate. Non da noi, però sicuramente vi sono molti comuni dove vi è l'obbligo di piazzare persone, amici, parenti nelle società partecipate per arrotondare le entrate. Il Comune di Vittorio Veneto ovviamente aderisce all'obbligo, dà il suo piccolo contributo con l'intenzione di smettere l'ATM servizi nel 2016, sicuramente
un intento condivisibile. Per quanto riguarda l'intermodale vittoriese, approfitto per ringraziare per il grande impegno il vice sindaco, l'assessore Turchetto, un grande impegno che sta dedicando al servizio pubblico come da programma della maggioranza, da programma elettorale. Abbiamo ricordato prima che verranno ripristinate, anche se in forma sperimentale, speriamo che sia confermato comunque il servizio domenicale degli autobus a Vittorio Veneto, come non vediamo da qualche anno, grazie all'impegno appunto di questa amministrazione. C'è un grande impegno anche per rilanciare il tratto ferroviario Conegliano-Vittorio Veneto, e sicuramente anche la scelta di tenere la partecipazione dell'intermediale vittoriese si sposa con questa intenzione di rilanciare il tronco ferroviario. Grazie. Grazie, consigliere Botteon. Prego, sindaco. Sì, grazie. Rispondo agli interventi che ho sentito, perché tutti danno la possibilità di approfondire gli argomenti che stiamo trattando questa sera. Parto dall'intermodale vittoriese. Come ha ricordato il consigliere Darè, questa società nasce con una legge del 92, una società speciale in deroga al codice civile. Si stanno, ci auguriamo, creando le condizioni economiche, sto parlando ovviamente auspicata da parte nostra, speriamo che ovviamente possa vedere la luce nei prossimi anni, elettrificazione della linea che da Conegliano sale verso Vittorio Veneto, e questa è una delle ragioni che ci fanno sperare che la società intermodale vittoriese possa riprendere un po' di vigore. Un altro motivo, questo più tecnico, per cui ovviamente riteniamo doveroso mantenere la partecipazione, è quella relativa al canone concessorio che il Comune riceve, ha diritto di ricevere da questa società, fra l'altro fino al 2049, per cui ovviamente è interesse del Comune mantenere anche questa partecipazione. Per quanto riguarda le società Vittorio Veneto Servizi SPA e ATM Servizi SRL, ha ragione il collega Carnelos, un privato probabilmente avrebbe già fatto la fusione. Stiamo verificando, perché il Parlamento dovrebbe fare la riforma delle società partecipate degli enti locali, però esiste una norma di non... Guardi, faccio l'esempio che ha fatto lei prima, diciamo di dubbia interpretazione o di varia interpretazione, per cui pare ci sia un vincolo, per cui a presente, quando è stata fatta, ancora parlo di quando Bersani e Letta erano ministri, mi pare industria, sviluppo economico, non ricordo bene, per cui c'è stata la separazione fra le società di gestione e quelle proprietarie di fatto, cioè chi ha la rete e chi gestisce la rete. Analogamente, secondo un'interpretazione, però ripeto stiamo verificando, una società patrimoniale potrebbe non essere possibile che sia fusa con una società di gestione. In questo caso l'ATM Servizi di fatto è una società esclusivamente patrimoniale, invece la Vittorio Veneto, l'ATM Servizi, invece la Vittorio Veneto Servizi è una società di gestione. Però è chiaro, concordo con lei, che qualora ci fosse la possibilità, intravedessimo la strada per una fusione, questa sarà ovviamente una cosa sicuramente da fare, proprio nell'ottica di quella riduzione che ha appena ricordato il capogruppo Botteon. Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi e se non ci sono dichiarazioni di voto, io metterei in voto la delibera. Bene, allora punto numero 4 all'ordine del giorno, piano di razionalizzazione delle società partecipate, legge 23 dicembre 2014, numero 190. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità, 16 voti favorevoli. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Unanimità.
quindi il punto numero 4 è approvato ed è approvata anche l'immediata eseguibilità. Punto numero 5 all'ordine del giorno, determinazione in merito alla partecipazione in MOM SPA. La parola all'assessore Turchetto per illustrare il provvedimento. Prego. Sì, grazie Presidente. Dunque questa è una delibera che potremmo definire di carattere tecnico, sostanzialmente di carattere tecnico, segue le deliberazioni che abbiamo già assunto anche come Consiglio Comunale, come amministrazione, Giunta e Consiglio Comunale, e riguardano appunto il proseguo del cammino che è stato già intrapreso con la costituzione dell'ente di governo del trasporto pubblico locale della provincia di Treviso, e in questo caso si sta andando verso la definizione della gara d'appalto per appunto la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale in provincia di Treviso. Allora, io ricordo solo i passaggi salienti di tutta questa vicenda. La Regione del Veneto ha definito i bacini territoriali ottimali ed omogenei del trasporto pubblico locale, tra i quali appunto quelli del bacino di Treviso, della provincia di Treviso. Ricordo che con delibera appunto del Consiglio Comunale, noi come amministrazione, come Comune di Vittorio Veneto, abbiamo approvato lo schema di convenzione per la costituzione dell'ente di governo, che successivamente la convenzione tra gli enti è stata sottoscritta in data 8 settembre 2014, che l'ente di governo quindi costituisce l'autorità competente per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Treviso, e che appunto la disciplina normativa del trasporto pubblico locale prevede che il servizio sia affidato mediante gara ad evidenza pubblica, oppure mediante affidamento ad una società mista pubblico-privata, dove il socio privato sia individuato mediante procedura ad evidenza pubblica. Ecco, attualmente i servizi nel bacino di Treviso sono affidati a MOM SPA, di cui appunto noi come Comune deteniamo la quota del 3,02%, e la conferenza permanente dell'ente di governo ha stabilito di avviare una procedura di gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio privato operativo di MOM SPA e per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale alla MOM stessa. La quota che dovrà acquisire il socio privato è stata stabilita nel 20% da conseguire attraverso un aumento di capitale. Quindi con questa delibera che si propone in approvazione, il Comune di Vittorio Veneto è chiamato a confermare la partecipazione nella società e a rinunciare all'opzione sull'aumento di capitale al fine appunto di permettere la prosecuzione del procedimento di gara. Grazie. Grazie Assessore. Aperto il dibattito. No, di rinunciare all'opzione. Cioè noi siamo chiamati a confermare la partecipazione nella società e a rinunciare all'opzione sull'aumento di capitale. Che spetta ai soci. Sì. Sì, resta così com'è. Non partecipiamo all'aumento. Sì, no, certo. Ci sono interventi? Nessun intervento? Possiamo mettere i voti? Mettiamo in votazione il punto 5 all'ordine del giorno, determinazione in merito alla partecipazione in MOM SPA. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Nessuno. 16 favorevoli, unanimità. Immediata eseguibilità, metto i voti di immediata eseguibilità, voti favorevoli, voti contrari, astenuti, nessuno, unanimità, si approva l'immediata eseguibilità. Punto numero 6 all'ordine del giorno, parrocchia Sant'Ermagora e Fortunato, San Floriano, chiesetta di San Floriano, ristrutturazione con ampliamento ai sensi dell'articolo 3.1 lettere D e lettera E del DPR 380 del 2001, legge urbanistica, della porzione residenziale adiacente alla chiesa di San Floriano, in deroga. Parola al Sindaco Tonon per una breve illustrazione del progetto di ristrutturazione. Grazie, faccio solo l'introduzione perché per la spiegazione tecnica abbiamo la presenza dell'architetto Antoniazzi. Si tratta
ex canonica, diciamo, adiacente alla chiesa di San Floriano, per cui la parrocchia, nella persona del parroco Don Federico De Bianchi, ha chiesto la ristrutturazione. Esiste già allora l'autorizzazione della soprintendenza per i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione. Agli atti c'è anche la comunicazione della soprintendenza per i beni archeologici, nella quale si comunica che il fabbricato non riveste interesse archeologico, ma tuttavia potrebbe esservi un potenziale rischio archeologico. E da ultimo c'è il parere favorevole della Commissione di Edilizia Integrata del Comune, espresso con queste parole: l'intervento rifunzionalizza l'edificio ricomponendo superfettazioni ed utilizzando un linguaggio architettonico e materiali contemporanei. Poi tecnicamente se possiamo far illustrare il progetto in maniera specifica dall'architetto Antoniazzi. Grazie. Beh, oltre a quanto ha detto il sindaco, vi do alcune indicazioni quantitative. Si tratta di un intervento che ricade all'interno della zona territoriale A e quindi ai sensi del piano regolatore vigente non possono esservi incrementi volumetrici, né è applicabile la legge regionale sul piano casa, in quanto l'edificio è un edificio monumentale. La ristrutturazione che la parrocchia ha chiesto comporta invece un incremento di superficie coperta di 6 metri quadrati per un corrispondente incremento volumetrico di 48 metri cubi, finalizzati a realizzare un blocco servizi per rifunzionalizzare l'edificio. Proprio per questo particolare è richiesto il parere del Consiglio Comunale al fine di consentire il rilascio del permesso di costruire in deroga. Trattasi di un edificio appunto a destinazione residenziale, ma di proprietà di una parrocchia, e quindi il cui utilizzo è finalizzato ad uso collettivo, e per questo si può ritenere che qualora il Consiglio Comunale lo condivida sussistono i presupposti per il rilascio del parere alla deroga. Grazie architetto. Ci sono domande? Chiarimenti? Nessun intervento, quindi credo di capire che possiamo mettere ai voti. Metto in votazione provvedimento numero 5, punto numero 6 all'ordine del giorno, Parrocchia Sant'Ermagora e Fortunato, ristrutturazione con l'ampliamento ai sensi dell'articolo 3.1 del DPR 380, porzione adiacente alla chiesa di San Floriano in deroga. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Sono 15 perché manca il consigliere Darè, quindi unanimità, 15 voti favorevoli. Qui serve ugualmente l'immediata eseguibilità, quindi metto ai voti l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessun astenuto, unanimità, 15 voti su 15 presenti. Punto numero 7 all'ordine del giorno, interpellanza del consigliere Matteo Saracino, gruppo Partecipare Vittorio, su Piazza Meschio. La parola al sindaco Roberto Tonon, prego. Chiedo scusa consigliere, a lei la parola per l'illustrazione, ha perfettamente ragione. Prego. Grazie Presidente. In questi mesi la lista Partecipare Vittorio ha incontrato gli abitanti di Piazza Meschio, il titolare della società ed il VSPA, e ha studiato attentamente tutta la documentazione resa consultabile dagli uffici inerenti al progetto, confrontandosi anche con chi negli anni precedenti da banchi dell'opposizione si occupò di tale questione. Orientarsi in questo ginepraio di carte e di dichiarazioni talvolta divergenti non è stato semplice e non ha condotto a una visione chiara della vicenda. Per questo motivo, questa sera presento a nome della lista Partecipare Vittorio un'interpellanza. Vorrei prima però precisare che tali quesiti sono esposti qui in Consiglio Comunale, perché a quasi un anno dall'insediamento di questa Giunta vi sono state poche riunioni di maggioranza e nessuna di queste il tema è stato affrontato.
e nel frattempo i cittadini di Meschio non hanno ancora una piazza e si stanno organizzando per mettere in atto azioni di riappropriazione di questo spazio, così importante per la vita della comunità. A loro va tutto il mio appoggio e sostegno nelle iniziative che verranno portate avanti. Allo stesso modo non posso che essere solidale con gli abitanti ai quali è stata recapitata a casa la notifica di assenza di agibilità della propria abitazione. Chiedo dunque al Sindaco una risposta ai seguenti punti. 1. Le motivazioni che hanno portato il Comune di Vittorio Veneto a rifiutare le proposte di accordo avanzate dalla ditta Edelv SpA, anche alla luce del fatto che la sentenza del TAR invita ad un accordo tra le parti. Cito il testo. Nell'ottica di una reciproca soddisfazione dei diversi interessi in termini perequativi. 2. Le motivazioni per le quali non sia mai stata avanzata nessuna proposta da parte del Comune di Vittorio Veneto per la ricerca di una risoluzione tra le parti. 3. Quale sia lo stato di avanzamenti dei lavori inerenti alle diverse opere di urbanizzazione previste dal piano di recupero urbano di Piazza Meschio del 19 giugno 2008. 4. A quanto ammonta, considerato lo stato attuale del completamento dei lavori, l'importo riscuotabile dalla fiduzione, che inizialmente era di euro 1.491.992,56 euro. 5. Il motivo per cui la documentazione relativa al collaudo statico presentata dal Edelv SpA non sia stata accettata da parte del Comune di Vittorio Veneto. 6. Il motivo per cui il collaudo tecnico-amministrativo parziale del 6 agosto 2013, del quale è stato dato mandato dal Comune di Vittorio Veneto allo studio GANZ, non sia stato firmato da Edelv SpA e approvato dal Comune stesso. 7. Le motivazioni per le quali l'avvio del procedimento di notifica sulla mancata agibilità degli edifici facenti parte del progetto di riqualifica sia avvenuto in seguito all'incontro pubblico del 2 febbraio 2015 tra l'amministrazione comunale e i cittadini, giustificandolo come atto dovuto attraverso una comunicazione del 5 marzo 2015, nonostante che nel 2013 fosse stata già pubblicamente denunciata la mancanza di agibilità per mezzo stampa e che nel 2012 alcuni residenti avessero ricevuto dal Comune di Vittorio Veneto l'avviso di sospensione dell'agibilità parziale tramite la nota con protocollo numero 14930 del 7 maggio 2012. Ultima domanda. Quali siano le intenzioni del Comune di Vittorio Veneto sul completamento dei lavori di Piazza Meschio, anche a fronte delle continue richieste da parte dei cittadini di giungere al completamento dei lavori in modo tale da poter nuovamente usufruire di uno spazio pubblico fondamentale per la vita sociale della comunità del quartiere di Meschio? Grazie. La parola al signor Sindaco. Prego. Grazie. Bene. La risposta alla domanda di attualità presentata dal consigliere Carnelos credo che sostanzialmente possa rispondere anche alla sua interpellanza, o perlomeno possa essere la risposta che sulla base della mia partecipazione diretta come sindaco all'annosa vicenda di Piazza Meschio posso dare. Tuttavia lei, che certamente come ha ribadito anche all'inizio della sua illustrazione conosce i precedenti della questione avendo preso visione della documentazione tutta in atti del Comune, ha formulato un'interpellanza che vuole ripercorrere il passato. Le rispondo considerandola comunque un'opportunità per fare ancora una volta il punto sulla situazione di Piazza Meschio pubblicamente, informando i cittadini, oltre che i consiglieri comunali, sulla situazione. Lei chiede quali siano le motivazioni che hanno portato il Comune a rifiutare le proposte di accordo avanzate da Edelv. Oltre al rinvio alla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, richiamo la delibera che la Giunta guidata dal Sindaco D'Area ha assunto in data 4 luglio 2013. Dopo aver fatto il punto sulla situazione, quella delibera evidenziava come la proposta di Edelv si limitasse a prevedere una rivisitazione dei contenuti del PIRUEA sulla base delle mutate condizioni a suo carico, quali la difficoltà di inserire nel mercato la porzione di edificio B03 e le unità immobiliari a destinazione commerciale e la complessità della progettazione ed esecuzione della riqualificazione di una piazza monumentale, senza tenere in debito conto il riequilibrio dell'interesse pubblico. Il motivo per cui non è stata accolta è che la proposta di Edelv non consentiva di perseguire l'interesse pubblico prevalente, consistente nel completamento dei lavori di Piazza Meschio, che, secondo la proposta di Edelv, avrebbe dovuto essere assunta dal Comune. Dopo quella delibera, che aveva attivato il procedimento per promuovere una consulenza tecnica preventiva, ai fini della composizione della lite ai sensi dell'articolo 696 bis del Codice di procedura civile,
è intervenuta quell'ordinanza del TAR da lei stesso citata, come ultimo punto, che invita a raggiungere una soluzione concordata extragiudiziale nell'ottica di una reciproca soddisfazione dei diversi interessi. Proprio in ottemperanza a tale ordinanza, credo la passata amministrazione abbia voluto accogliere le proposte di minima che la ditta Edilvi aveva presentato solo alcuni giorni prima dell'udienza. Ricordo che l'ordinanza era stata depositata il 13 febbraio ed Edilvi aveva presentato la documentazione il 6 febbraio, una settimana prima. Facendosi parte attiva, l'amministrazione di allora, presso la soprintendenza, per ottenere l'autorizzazione a realizzare il primo stralcio della sistemazione superficiale della piazza e quindi rilasciando il permesso di costruire il 23 aprile 2013. Secondo lei, quale altra proposta avrebbe dovuto o potuto fare il Comune per risolvere il problema tra le parti? Oltre che attivarsi per rendere fattibile nel più breve tempo possibile una soluzione di minima che consentisse di riacquisire Piazza Meschio dopo averla concessa in uso per realizzarvi 2 piani di garage interrati? Forse vale la pena di rimarcare che la riqualificazione della piazza costituiva il presupposto per la concessione in diritto di superficie del sottosuolo. Non possiamo tutti continuare a credere alla storia che a pregiudicare la riqualificazione di una piazza compromessa da una rampa, griglie di aerazione, torri ascensore, scale, possa essere la mancata apertura di 3 o 4 lunette di un antico edificio sorto come ospedale. Pensa lei che il Comune di Vittorio Veneto avrebbe potuto dire o possa dire va bene, la piazza l'abbiamo concessa per 90 anni, il cambio di destinazione d'uso della casa di riposo l'abbiamo consentito, i permessi per fare i lavori li abbiamo rilasciati, gli oneri di urbanizzazione li abbiamo scomputati, quindi l'impresa non li ha pagati. Adesso, siccome i tempi sono cambiati, 3 lunette non si possono aprire e allora non si fanno le vetrine in piazza, facciamoci carico della riqualificazione della piazza? Dove l'impresa ha realizzato gli standard dovuti al Comune per il suo intervento di ristrutturazione e dove ha realizzato un considerevole numero di garage interrati privati, quindi da porre sul libero mercato? Chiede infine di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori inerenti alle diverse opere di urbanizzazione. Credo sia noto, ma ripetiamolo. Gli articoli 4 e 5 della Convenzione stipulata il 19 giugno 2008 prevedevano la realizzazione a favore del Comune delle seguenti opere. 1. Un'area di parcheggio ad uso pubblico di minimo metri quadri 1084 sotto la superficie di Piazza Meschio. 2. Un'area verde e percorsi pedonali ad uso pubblico di circa metri 1521 entro la Corte. 3. La sistemazione superficiale della Piazza Meschio completamente carrabile. 4. La realizzazione di tratto di fognatura bianca lungo via del Maniero. 5. La realizzazione di parcheggio ad uso pubblico del valore di euro 47.959,50 su area messa a disposizione del Comune. 6. Il concorso alla ristrutturazione dell'edificio E a lato della chiesa destinato a casa del parroco per un importo di euro 47.959,50. Sulla base della documentazione in atti al Comune di cui lei è in possesso, si evince che 1. I lavori di realizzazione del parcheggio ad uso pubblico sotto la superficie di Piazza Meschio sono stati realizzati ma non completati. 2. I lavori dell'area verde e percorsi pedonali ad uso pubblico entro la Corte sono stati realizzati ma non completati. 3. I lavori di sistemazione superficiale della Piazza Meschio completamente carrabili sono solo iniziati. 4. I lavori di realizzazione del tratto di fognatura bianca di Via del Maniero sono stati completati. 5. I lavori di realizzazione del parcheggio ad uso pubblico, l'area non è mai stata messa a disposizione del Comune. 6. Il concorso alla ristrutturazione dell'edificio E è stato completato. A quanto ammontino le opere realizzate? È quanto avrebbe voluto accertare il Comune richiedendo, quindi la passata amministrazione, richiedendo al TAR la consulenza tecnica preventiva nel 2013. È noto a tutti che dopo, in assenza di titoli edilizi validi, la situazione non sia cambiata. Purtroppo il Tribunale, grazie a qualche disegno presentato da Edilvi il 6 febbraio 2013, non ha consentito
Detto accertamento, quindi, né io né nessun altro è in grado ad oggi di rispondere precisamente alla domanda a quanto ammonta l'importo riscuotibile della fideiussione, che, lei dice, inizialmente era di 1.491.992 euro e io dico attualmente è di importo 1.491.992 euro. Nel merito del collaudo statico non mi risulta, come lei sostiene, che il Comune non l'abbia accettato. Il Comune infatti opera come sportello per il genio civile. Forse lei vorrà dire che il Comune non lo ha considerato valido come collaudo delle opere di urbanizzazione e quindi ai fini del rilascio dell'agibilità, come espressamente previsto dall'articolo 12 della Convenzione. Perché Edilvi non abbia sottoscritto nel 2012 un collaudo fatto da un professionista dalla medesima incaricato, io, che sono sindaco da giugno 2014, non glielo posso certo dire. Le motivazioni della mancata approvazione dello stesso da parte del Comune, invece, leggendo la determinazione dirigenziale numero 1502 del 5 agosto 2013, mi sembra siano ben chiare. Il collaudo non è sottoscritto dalla parte privata, più volte sollecitata, e non tutte le opere di urbanizzazione sono funzionali all'uso pubblico al quale sono destinate. In particolare, parcheggio interrato e sistemazione superficiale della piazza non sono funzionali. Chiudo con l'avvio del procedimento attivato a marzo 2015 nei confronti dei residenti. Altro non è che un rafforzativo della comunicazione già fatta agli stessi alla fine del 2012. Le faccio poi presente che rispetto ad allora ci sono anche nuovi cittadini interessati. L'avvio del procedimento è una misura cautelativa volta ad informare i cittadini che hanno risposto nei termini sullo stato delle cose. Nessuna misura sanzionatoria era ed è stata presa nei loro confronti. Da ultimo, ricordo solo che questa amministrazione ha incontrato più volte diversi cittadini residenti e ha affrontato l'argomento in un incontro pubblico tenutosi a Meschio il 2 febbraio 2015. Grazie. Consigliere. Sì, e chiederei copia scritta della risposta cortesemente e sono parzialmente soddisfatto. La ringrazio. Esauriti i punti all'ordine del giorno. Risposta affermativa, quindi si può senz'altro far avere a chi ne faccia richiesta. Ecco, chiudiamo il Consiglio Comunale, ringrazio i consiglieri, ricordo che nella prossima settimana continuano le manifestazioni legate alla Grande Guerra, in particolare il giorno 7 alla Chiesetta di San Paoletto ci sarà la proiezione del film A presto amore mio con la partecipazione del regista, un documentario film che narrerà alcuni aneddoti legati soprattutto alla figura femminile durante la Grande Guerra e quindi tutti siamo tutti invitati. Buonanotte a tutti, arrivederci.